Andrea, sono a nero io, Vai. Buongiorno, vi presento subito due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Valerio Delfino, presidente Sant'Egidio, un'associazione che se non ci fosse dovremmo inventarla, perché veramente quello che riescono a fare è una cosa veramente grande e non saremo mai abbastanza grati a queste associazioni. Io, come tutte le mattine, voi li vedete, invito queste associazioni del territorio, non sono di Treviso ma di Verona, Vicenza, Padova, perché sono invisibili a molti, cioè non li conoscono, però fanno tanto ed è giusto dare loro visibilità. Ecco, quella visibilità che la politica dovrebbe dare che non dà, supportare invece, come dico tutte le mattine, le associazioni di volontariato girano col commercialista e devono pagare per fare volontariato. Se qualche politico mi sta ascoltando, se per cortesia vuole controbattere quello che ho detto, mi farebbe veramente piacere confrontarmi e anche confrontarci su quello che è il terzo settore, cosa sta accadendo. Saluto anche il presidente di Contarina, Sergio Baldin, grazie anche a lei Presidente, un altro grande Presidente che con la squadra ha visto molto lungo, vedete a che livelli siamo proprio con questo asporto rifiuti e non solo, cosa riesce a fare anche Contarina per dare il servizio migliore a tutti quanti noi. Qualcuno dice, ma che cari, ma paghiamo, sì, ma vi rendete conto che passano tutte le mattine o col secco o con l'umido? E non solo questo, cosa fanno? Partirei proprio con lei, Presidente Baldin, per spiegare l'importanza di Contarina, spiegare il servizio, perché veramente ce la state mettendo tutta. E soprattutto devo dire grazie perché non c'è colore di pelle, cioè vengono assunte persone che hanno voglia di lavorare, sì, persone per bene, è giusto chiarirlo perché qua c'è una confusione tale anche su questo, poi vorrei sentire anche cosa ne pensa il presidente Valerio Delfino, perché comincia a starmi stretta sta storia che non hanno voglia di lavorare, che sono dei fannulloni, ecco, che non riescono a integrarsi. Prego Presidente, e soprattutto Contarina. È un tema piuttosto, mi vorrebbe molto per... andiamo avanti, Presidente, si preoccupi. Per spiegare tutto quanto. Comunque Contarina, come si sa, come i nostri utenti sanno bene, i nostri cittadini, è l'azienda di proprietà dei 49 comuni del Consiglio di Bacino Priula, destra Piave praticamente, che fa il servizio appunto di raccolta di tutti i rifiuti, tutte le tipologie di rifiuti, provvede allo smaltimento, provvede al riciclo, al conferimento negli impianti di quello che non è riutilizzabile, perché qui adesso la tematica, ho detto, sarebbe ampia, si fa il riciclo, possibilmente il riutilizzo, e ultimamente abbiamo aperto anche l'attività, l'impegno sul riuso, che non sempre è facile, ma comunque è un modo per abbassare quella quota di rifiuto che smaltendolo costa e dopo va a gravare ovviamente sulle bollette. Bollette che, vorrei dirlo, e i dati ci sono oggettivi, non sono nostri, inventati da noi, da altre parti che fanno il servizio, non credo allo stesso livello, alla stessa altezza, pagano di più, per cui è un servizio che costa, diciamo, per cui pagare dà sempre fastidio a qualsiasi, anzi, soprattutto pagare per i rifiuti sembra quasi per qualcosa che butto via devo pagare. Concettualmente è difficile certe volte accettare, per esempio se si aumenta l'acqua, il gas, accettano, sì, giustificati aumenti, sono accettati più ben volentieri o meno malvolentieri degli aumenti, ad esempio, dei rifiuti. Aumenti che non sono neanche stati, quest'anno non ci sono aumenti, lo anticipo già. Lo diciamo perché è una cosa importante, perché abbiamo sentito che aumenta tutto. Grazie Presidente, perché ci dice una bella cosa, non aumenteremo le tariffe. Volevo dire anche, a parte che le tariffe le aumentano casomai, ma lei lo dice Presidente. Ma noi le applichiamo e ci mettiamo la faccia, ecco, diciamo così. Parlavi del lavoro, ecco, noi abbiamo un buon nome ormai
non solo in Italia, non solo in Europa, ma anche in tutto il mondo. Ci vengono a trovare delegazioni, vedere come si lavora, certe volte magari anche per portare a casa qualche spunto utile per le loro realtà. Per cui tutta questa notorietà che a noi fa piacere, anche se ci impegna ovviamente, ma fa piacere essere riconosciuti da questo punto di vista. Questa notorietà, io dico sempre, non sarebbe possibile se non ci fossero quei 500 operai che si alzano alle 4 del mattino per fare puntualmente il servizio casa alle nostre Lo ridica case. il numero per cortesia. Ecco, sono sui 500. Avete capito? Anzi, se vorrei dire, prima noi abbiamo ultimamente abbiamo anche fatto pubblicità. Le porte sono aperte soprattutto per i raccoglitori, per gli operatori, se hanno volontà di lavorare. Sono orari particolari, sono orari che lasciano molto spazio però nella giornata. Esatto. Sono orari che una volta abituati, uno mi diceva io faccio fatica al sabato e domenica perché sono abituato a alzarmi presto, invece al sabato e domenica posso dormire ma non riesco a dormire, per cui ecco, sono orari particolari, ecco, sono questi e non abbiamo discriminazioni. Perciò chi ha voglia genere. di lavorare, chi ha voglia di fare, che non riesce a introdursi nel mondo del lavoro, guardate e sentite cosa ha detto il Presidente. Alcune cose. Stanno aumentando anche le donne che fanno questa attività e noi vanno bene perché sono anche più brave. Grazie Presidente, come le voglio bene, la invito tutte le mattine Presidente, grazie. Allora, visto che parla di donne, presento un'altra graditissima ospite che è Cristina Randoli, vicepresidente Alleanza Cefalagici. Grazie Presidente di essere qui. Ha sentito che bella sviolinata ci ha dato il Presidente Baldin questa mattina, ma ce lo meritiamo tutto. Allora grazie Presidente, dopo darò la parola anche a lei per capire perché è qui anche come donna, ma soprattutto per far capire l'importanza anche di questa patologia. Però prima andrei proprio da Valerio Delfino, Presidente Sant'Egidio Veneto. Cosa sta succedendo? Ecco, noi vedremo delle immagini anche questa mattina, chi legge i giornali vede queste senza tetto che dormono per strada, per terra. Sono persone che sono arrivate, molte che non riescono a integrarsi, ma ieri abbiamo sentito anche queste due associazioni importanti di Verona, Medici per la Pace e la Pietra, dove loro vanno appunto di sera a portare coperte, a portare cibo a queste persone. Mi fa molto piacere perché nel territorio vedete quanta gente invece ci dà da fare, l'associazionismo che se non ci fosse dovremmo inventarlo. Cosa sta succedendo? È possibile che nel 2025, dove buttiamo via tonnellate di cibo tutte le mattine, facciamo delle cose per i grandi ricchi e non pensiamo alle fragilità? Prego Presidente. Sì. Grazie intanto dell'invito, ma anche dell'opportunità di parlare di questi temi che a noi stanno molto a cuore, perché in tutta la regione dove noi operiamo vediamo che c'è questo incredibile diciamo, contrasto tra tanta ricchezza, penso alle strade di Treviso e a fianco basta passeggiare ma di Cortina sera. anche, ci spostiamo anche un po', Possiamo magari anche andare verso quelle zone e troviamo il povero che dorme per strada, anche a Piazza Borsa, Piazza dei Signori, eccetera. E la cosa incredibile che accade è che anche ci sono famiglie, donne con bambini che finiscono in strada nelle nostre città, è cosa che noi non penseremmo mai. E quindi ecco, mi ricollego al fatto che tanti di loro sono poi a proposito della discriminazione, della differenza che si parlava anche nelle industrie eccetera, sono fondamentali nel nostro tessuto lavorativo. Quelli che fanno notizia e che vengono amplificati sono sempre quei casi di persone che magari creano problemi, ma tanti di loro, penso a tanti ragazzi stranieri che lavorano in tante industrie e imprese ma non hanno l'opportunità di avere in affitto una casa, l'opportunità che hanno tanti, invece che abbiamo tanti di noi, e colpisce che in zone nel Veneto, che comunque è una regione ricca, ci siano un incremento di persone, famiglie che finiscono in strada. Vede Presidente, io ho la fortuna o la sfortuna, non lo so se è una fortuna, di avere il Banco Solidale dal 2010 e rispetto a una volta quando abbiamo iniziato, perché si è aperto questo Banco Solidale e con me anche altre parrocchie, altre associazioni, perché ci siamo accorti già nel 2010, ascoltate bene quello che vi dico, che c'erano delle persone al di sopra di ogni sospetto
le trovavamo a cercare nei cassonetti, c'erano i famosi cassonetti, no? E questo ha fatto pensare più di quello, ho detto ma cosa sta succedendo quella persona che conosco che va nel cassonetto? Il cassonetto era anche un po' anonimo, diciamo, tu ti avvicinavi e magari cercavi di andare su orari o anche su zone che magari dove questi cassonetti hanno posizionati non proprio visibili e cercavi di prendere qualcosa anche da mangiare. E questo ha fatto molto riflettere e da là è iniziata questa evoluzione che hanno avuto anche i banchi alimentari e questa evoluzione che hanno avuto anche queste famiglie che non erano più sole ma se avevano il coraggio di avvicinarsi, perché qui siamo profondo nord, qui siamo molto chiusi, fatica chiedere qualcosa perché non eravamo abituati, certo. Non ci avevano abituato, noi non sappiamo bussare perché non l'abbiamo mai fatto, perché gli stranieri sanno bussare, perché quando hai bisogno corri, avanzi, bussi, mentre noi non eravamo. E cosa facevano queste famiglie? Si chiudevano nelle case. Io vi ricordate quando portavo gli assegni nelle case, quando entravo, che io vi facevo vedere l'entrata, era tutto chiuso, cioè anche se era una giornata bellissima, erano chiuse le tapparelli, i balconi, c'era una cosa, si vergognavano. Ecco, questa vergogna che traspariva. E la prima cosa che io facevo quando entravo, spalancavo, facevo entrare la luce, però un po' alla volta, grazie anche alle parrocchie, ai preti soprattutto, ecco, questa grande figura che abbiamo ancora, pochi sfortunatamente, di avere, anche loro si sono rimboccate le maniche e poi sono nate queste grandissime associazioni, la Caritas, voi, San Vincenzo, ne abbiamo tantissime, ma poi una miriade di piccolini invisibili che tutti i giorni continuano a dare il proprio contributo. È vero o non è vero? È verissimo e sono di fatto ormai diventati un elemento fondamentale per il sostegno a queste disuguaglianze. Devo dire che anche i servizi sociali delle varie città si appoggiano tanto a queste realtà di gente, perché c'è tanta gente generosa nel Veneto, tanta gente che è pronta a dare se ha l'opportunità, se trova il canale giusto per darlo in maniera... E si fida. Questo è, la fiducia è l'elemento base, ecco, anche di cui noi siamo molto grati, perché tanti trevigiani si avvicinano, tanti veneti si avvicinano a Sant'Egidio per aiutarci. Allora sentiamo anche Cristina Randoli, perché è nata questa associazione, capite cosa si riesce a fare, devo aiutare, devo cercare di dare risposta a queste persone che soffrono di questa patologia. Prego Cristina. Sì, buongiorno, intanto grazie dell'invito. Dunque noi siamo un'associazione che si occupa di cefalee, di tutte le cefalee. Vi dico che per il momento ci sono circa 330 cefalee stimate, quindi ce ne sono veramente tante e cerchiamo di stare accanto a queste persone che soffrono di queste svariate tipologie di cefalee che a volte queste persone non sanno nemmeno di avere. Siamo affiancati da medici per avere il loro supporto e dare notizie il più possibili certe, perché comunque dobbiamo essere sempre precisi nelle indicazioni che diamo, nelle notizie che diamo, soprattutto in questo periodo dove troviamo continuamente delle fake news e quindi sui nostri social cerchiamo di dare queste notizie che siano certe, che diano delle risposte sicure ai pazienti che ovviamente sempre più spesso cercano le risposte online. Noi siamo presenti con un sito su Facebook, su Instagram e su LinkedIn, per cui in ogni sito ci potete trovare, ci potete raggiungere. Siamo accanto anche alle istituzioni perché vogliamo essere presenti su tutto il territorio e siamo stati promotori
della legge 81/2020 che ha sancito la cefalea cronica come malattia sociale, e questo è stato uno dei passi più importanti che il nostro Paese ha fatto nei confronti di tutti i malati, e sono orgogliosa anche di dire che il nostro Paese è l'unico in Europa a fare questo passo, e stiamo facendo passi in avanti anche per quanto riguarda i decreti attuativi. Infatti le regioni si sono mosse con vari programmi, con vari programmi nei vari centri cefalee, dove stanno evolvendo ovviamente i sistemi di cura nei confronti della presa in carico del paziente stesso. Abbiamo per i pazienti delle nuove cure che fortunatamente adesso sono create appositamente per noi, quando invece un tempo si andava un pochino in prestito da altre patologie per curare la nostra. Invece negli ultimi anni abbiamo delle cure apposite, quindi questo è un passo avanti notevole che sta dando dei risultati molto molto buoni. Si pensi che io da cefalalgica, da emicranica cronica da 45 anni sono passata con le varie cure da 20-25 attacchi mensili a 5-6 durante un mese. Quindi potete capire anche voi che la qualità della vita è decisamente migliorata, e questo lo possono ottenere gran parte dei pazienti se ovviamente si rivolgono ai vari centri cefalee che sono sparsi in tutto il nostro territorio. territorio. Presidente, molto chiara, la ringrazio. Pensate a casa quante persone stanno ascoltando, ecco, questo dolore insopportabile che non ti fa andare al lavoro, che ti rovina la vita. Avete sentito questi attacchi quando arrivano, proprio ti bloccano, perciò veramente grazie anche a lei Randoli per spiegare anche che bisogna avere speranza, perché avete sentito da 20-25 attacchi è arrivata a 5, perciò più che sopportabile, diciamo in qualche modo, ma soprattutto la speranza di continuare a migliorare. Allora adesso andiamo a vedere Contarina a porte aperte. Il 90% dei rifiuti raccolti in maniera differenziata reinserito nella filiera produttiva, e dall'umido e dal vegetale ottenute 18.000 tonnellate di compost, oltre a 800 tonnellate di biometano. Sono solo alcuni dati del bilancio di sostenibilità presentato ai sindaci della destra Piave che fanno parte del Consorzio Priula, il cui braccio operativo è Contarina. Contarina è la società dei comuni di buona parte dei comuni della provincia di Treviso che si occupa di igiene ambientale e non solo. È fortemente focalizzata alla riduzione dello spreco energetico, nel produrre energia dai rifiuti e nel fare una raccolta efficiente porta a porta per la nostra cittadinanza. Una raccolta efficientissima, considerando che su 10 kg di rifiuti 9 vengono reimmessi nella catena produttiva contro i 6,5 della media nazionale. E questo con tariffe tra le più basse d'Italia e guardando anche alle cooperative sociali. Dà lavoro a molte persone, molte svantaggiate attraverso l'utilizzo di cooperative sociali, ed è sicuramente un valore aggiunto per le nostre comunità. Comunità che ogni anno possono toccare con mano l'intera catena del riciclo, con un fine settimana che si rinnova sabato e domenica di cancelli aperti a Lovadina e Trevignano. L'impianto di Trevignano, dove c'è la digestione anaerobica e la produzione di biogas, e qui la separazione dei materiali per valorizzarli economicamente e poi anche ecologicamente, perché dai rifiuti viene nuova materia per ridurre le emissioni di CO2, ma per anche una miniera urbana. Tutta la cittadinanza è invitata a vedere cosa succede del rifiuto che mettono fuori alla sera e che viene lavorato nei nostri stabilimenti, e anche tutti i sistemi di raccolta. 13ª edizione ormai è consolidata anche da parte dei cittadini, diciamo quelli più vicini a noi, quelli più sensibili, che vengono a vedere, portano i figli, possono vedere tanti aspetti come hanno visto oggi i sindaci, e soprattutto i bimbi piccoli maturano già fin dalla loro età di quelle sensibilità che poi saranno importanti nel proseguo del tempo.
Bellissimo e complimenti, questa Contarina a porte aperte dove chiunque può andare a vedere, può visitare, può capire anche la tariffa, cosa, come, perché. Prego. Allora, io ringrazio di questa opportunità perché voglio ritornare sull'argomento bisogno, necessità da parte nostra di figure professionali, in particolare coloro che fanno gli operatori, che vanno per le strade a raccogliere. Ecco, i giovani perché dovrebbero avere la patente C col certificato di qualità del conducente, CQC si dice, però noi prendiamo anche la patente B, li, giovani ovviamente, li immettiamo nel circuito per far sì che acquisiscano anche la patente, perché anche dei costi la patente. Alti, lo sappiamo Presidente, ne abbiamo dei molto sì, alti. Ma noi li sosteniamo. Benissimo. Non solo, dico un'altra cosa, giovani che vengono da fuori, se hanno problemi, hanno voglia di lavorare, hanno problemi di abitazione, noi all'inizio li collochiamo, diamo la possibilità di avere un'abitazione, poi avviando il lavoro diventano autonomi, ma diamo questa opportunità qua perché è un bisogno proprio che non è solo di Contarina, è un bisogno piuttosto diffuso, quello di queste figure professionali. Per cui io faccio un appello proprio a chi ha voglia, a chi si sente anche portato per fare un'azione positiva per l'ambiente, certo, dove viviamo, perché alla fine io vedo che chi lavora da noi ha qualcosa in più, ha un ideale, sa di fare qualcosa di importante per il posto dove viviamo, per cui è un qualcosa in più che ti motiva. Ecco, se c'è chi ha questa, anzi, per esempio vengono a trovarci, vengono a fare il servizio di stage giovani che fanno la scuola. Io dico, guardate, imparate, poi se vedete che vi piace, vi sentite ispirati, certo, ci sono dei corsi particolari che vi danno delle capacità che poi possono essere molto importanti per noi, perché oggi si sta molto studiando su cosa fare di rifiuti, perché più che si differenzia e più diventa impegnativo l'obbligo di finalizzare, di riutilizzare. Il riciclo come verrà effettuato, sì, e come verrà smaltito. Bisogna proprio anche avere fantasia, inventare. Vede Presidente, non a caso ho invitato Valerio Delfino questa mattina, perché anche lui come Mirella avrà dei numeri da poter avvicinare, sì, ma non lo sapevamo, vero Delfino, che si cercava queste figure. Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dire, in quanto a quello che è raccolta dei rifiuti, una volta non si buttava via niente a Mirella. Mi quando ero piccolo passavi spazzini per casa a Venezia nel 1950, ma come c'era l'opulenza di adesso che buttiamo via tutto. I mercati e casse, una marchetta, si compravi 10 casse di ananassi, ti dava 10 marchette da 300 lire, che ti portavi via e ti davi via i soldi. Adesso va a buttare via tutto, adesso è confessione del mangiare, è un spreco, perché una scatola di cioccolatini, il celofane, il cartone, e le 10 cioccolatini, è un spreco enorme, quella plastica, che ha invaso il mondo. Ma siamo lì a dare la colpa a chi? Una volta non si buttava via niente perché si usava scarpe, non si buttava sì, ma una volta purtroppo, caro Rinaldo, le cose sono cambiate e si va avanti e purtroppo abbiamo questo problema, perché è vero questo. Grazie Rinaldo, sai che devo correre perché vedi anche gli ospiti, però io vorrei vedere anche questo servizio che riguarda proprio Contarina, quel lavoro con i camion, andiamo a vedere. Sono in Contarina dal 2009 e in questi anni ho visto l'impegno dell'azienda verso l'obiettivo di migliorare l'ambiente. La soddisfazione è vedere le città molto più pulite rispetto a 30 anni fa. Contarina è un'azienda solida che ci dà fiducia ed è sempre molto attenta alla nostra formazione e sicurezza.
Contarina è formata da noi persone che ci impegniamo tutti i giorni per salvaguardare l'ambiente. Fare l'autista in Contarina è guidare il proprio camion e fare parte di una squadra. Da quando sono qui mi sento molto accolto. Lavorare con il mezzo proprio e tecnologico dà soddisfazione. Penso sia importante tenerlo in ordine perché rappresenta noi e l'azienda. Lavorare all'alba mi permette di vedere la città in orari diversi e soprattutto mi dà la possibilità di tornare a casa e godermi i figli nel pomeriggio. Si incontrano persone di tutti i tipi, ma la maggior parte apprezza il nostro lavoro. Il lavoro è impegnativo, però mi piace e mi dà un senso di libertà. Mi dà la possibilità di muovermi all'aperto e in autonomia. Spero che serva a lasciare un mondo migliore a chi verrà dopo di noi. Abbiamo Sandra da Treviso, vai Sandra. Sì, buongiorno Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Io volevo fare un intervento e dire una cosa un po' pratica che da qualche anno mi chiedo. Io mi ricordo, avendo quasi 60 anni, che una volta quando uscivano i camion di Contarina c'erano due persone, una che guidava e una che scendeva poi ad agganciare i cassonetti eccetera. Adesso vedo in giro solamente una persona e per camion Io vorrei credere e sperare e vorrei la conferma che questa scelta di mettere una sola persona per camion, che quindi scende, prende il cassonetto, lo butta su, risale, riscende dopo 4, 5, 6 metri, 10, e non voglio pensare sto lavoro 5-6 ore, vorrei la conferma che fosse non tanto una scelta aziendale della serie minima spesa massima resa, ma una scelta costretta, nel senso che appunto non c'è personale, per cui il personale che c'è è costretto a fare questo, chiamiamolo doppio lavoro, perché secondo me, nella mia ignoranza, come la vedrei io, metterei due persone, sono 6 ore, ok, 3 ore uno fa svuota il cassonetto e l'altro guida e viceversa, diventa anche più si solleva un po' la persona che fa su e giù dal camion, perché immagino che magari farlo a 20 anni non abbiano solo dipendenti di 20 anni, avranno persone di 30, di 40, di 50 e questi movimenti per il discorso sicurezza e prevenzione che si fa tante volte, però in questo caso, non so, spero di sbagliarmi, non mi sembra molto rispettato. Ringrazio e saluto tutti. Grazie Sandra, minima spesa, massima resa. Presidente, come rispondiamo a questa telefonata? I tempi, quando c'erano due persone, c'erano i cassonetti da svuotare, adesso ci sono i bidoni che sono molto più leggeri, hanno le ruote. Abbiamo cambiato anche il punto dove accostarli, per cui c'è la guida a destra, saltano giù, hanno il cassonetto lì a destra e agganciano e si svuota da solo, per cui l'operazione è molto più semplificata rispetto ad altri tempi. Ovviamente questo qui dà anche un'economia dal punto di vista delle risorse da impiegare, ovviamente. Io dico in futuro, se c'è in futuro potrebbe esserci un robot che fa questo servizio, perché intelligenza artificiale, un robot, vedremo come funzionerà. C'è qualcosa di sperimentato anche in questo campo, in ogni caso. È vero. Comunque noi, ai nostri operai abbiamo molto a cuore la loro salute, stiamo facendo studi per far sì che il loro attività non comprometta in prospettiva la salute data dal fatto di far sempre per abitudine questi movimenti. Per cui noi stiamo studiando anche modi, non è facile trovare, per salvaguardare in prospettiva la loro integrità fisica. È molto importante. Sì, ci teniamo. Hai capito Sandra? Anche perché una cosa che ha spiegato il Presidente che magari tanti non sanno, non è che loro il cassonetto lo prendono, cioè il bidone lo prendono, cioè viene agganciato. Sì, esatto, è molto più facile, però c'è questo movimento tante volte al giorno e quello lì è il problema certe volte, perché l'abitudine a fare certi movimenti
fa calare la concentrazione e l'attenzione. Qualche volta può succedere, ecco, se succede qualche problema capita proprio per queste motivazioni più delle volte. Allora, Valerio Delfino, l'opportunità di cambiare vita, di ritornare a integrarsi, di ritornare al lavoro, perché è il lavoro che dà dignità all'uomo. Noi vediamo che abbiamo sentito anche ieri, Valerio Delfino, queste associazioni che raccontavano che sono persone che vanno al lavoro anche durante il giorno, poi non hanno più un tetto, hanno perso la casa e si ritrovano a dormire per strada. Perciò pensate, sono le nostre famiglie. Questo è stato detto ieri da Verona, confermato sia dai Medici per la Pace, che anche loro fanno questo, che da questa associazione. Allora, come fare per fare squadra? Ecco, il Presidente Baldin questa mattina ci dà un'opportunità enorme, perché noi sappiamo chi abbiamo, chi possiamo mandare, e di sicuro sono persone che ci faranno veramente inorgoglire, perché sono brave persone. Io lo so che le abbiamo. Sì. Prego, Delfino. Sì, e grazie per la domanda. Innanzitutto, ecco, faccio i complimenti al Presidente, perché Contarina è uno degli esempi di come va fatta l'impresa, e quindi c'è il problema della patente, la società fornisce gli strumenti per poterla prendere, c'è il problema dell'alloggio, la società si premura di avere gli alloggi. Siamo colpiti perché abbiamo racconto dei casi di persone, in particolare imprenditori, che sentono dentro questo problema, che hanno delle case, hanno magari, come tanti, timore di affittare a persone che non conoscono la cultura, non sanno come terranno queste case, ci sono dei pregiudizi, diciamo così, però si fidano di Sant'Egidio, di altre associazioni come la nostra, e hanno messo a disposizione degli appartamenti per affittarli a lavoratori, a persone che sono in strada ma che lavorano. E già negli ultimi mesi abbiamo tirato fuori in questo modo più di 4-5 persone che erano dei senza tetto, lavoratori. Questa è una categoria che non fa notizia, ma è più diffusa di quanto si pensa. Padri di famiglia, madri, avete capito chi sono i nuovi poveri? Ecco, anche lavorando non riescono veramente più a gestire la loro dignità. Quello che chiedo anche a Cristina Randoli, ecco, questo mal di testa, questa cefalea che ti fa perdere anche il lavoro, non riesci ad andare a lavorare, ecco, com'è la situazione? Finalmente, come abbiamo sentito, ecco, farmaci, anche delle nuove terapie aiutano, però diventa un problema per uno che va al lavoro, una persona che va al lavoro. Prego, Randoli. Voce? Ho sentito perché sì, adesso dicevo che questo. Ok, perfetto. È un problema molto sentito, soprattutto perché questa qua comunque è una patologia di genere, e ci sono alcune persone che, oltre che essere croniche, sono comunque refrattarie alle cure, per cui anche se ci sono dei nuovi farmaci non riescono ad abbassare il loro numero di attacchi e la loro intensità, quindi non riescono a far fronte agli impegni che hanno, né con la famiglia né con il lavoro, quindi sono costrette a licenziarsi e non vengono supportati né dalla società e né dal datore di lavoro, che ovviamente non comprende, anche perché la nostra malattia comunque deve affrontare degli stigmi che sono tanto radicati, e quindi questo è un problema che stiamo cercando di affrontare. Abbiamo adesso una legge, questa legge che le dicevo, l'81-2020, che dice che comunque noi esistiamo come malati, però ancora non abbiamo tutti gli strumenti per far fronte ad un'eventuale conferma di, come dire, non vorrei dare nemmeno un messaggio sbagliato, nel senso che noi possiamo chiedere un'invalidità, la possiamo chiedere in tutto il territorio nazionale, però
che sia chiaro che un'indennità monetaria, finanziaria, non viene corrisposta, perché sappiamo che ovviamente viene corrisposta soltanto quando ci sono delle grandi disabilità, però già il fatto che comunque ci venga riconosciuta un'invalidità che ti dice guarda, magari puoi avere un'agevolazione anche sul posto di lavoro, perché a noi a volte basta veramente poco anche sul posto di lavoro, da un momento che noi siamo fotofobici, quindi ci potrebbe dar fastidio la luce, una luce potrebbe essere posizionata in un modo diverso, quindi potrebbe non causarci un mal di testa. Per noi potrebbe già essere, non dico la soluzione, però essere un sollievo. Allora, Presidente, la interrompo perché vorrei vedere anche far vedere questo video, perché il tempo è tiranno. Andiamo a vedere questa intervista a Sorrentino e poi commentiamo. Andiamo a sentire. Prego. Credo che sia veramente un'iniziativa di grande valore, perché la collaborazione tra associazioni di pazienti, clinici e istituzioni è ciò che auspichiamo da tempo, affinché si possa fare quel salto non solo legislativo e normativo ma anche culturale a cui noi pazienti teniamo tanto, affinché la patologia, per noi l'emicrania nello specifico, ma anche la salute mentale, salute del cervello e salute mentale, siano riconosciute come delle priorità, affinché la qualità della vita di noi pazienti sia migliore e non dobbiamo più sopravvivere alla malattia, ma possiamo convivere con la malattia con una qualità della vita ottimale. Allora, Presidente Randoli, il Presidente dei Contarina, Baldì, vuole farle una domanda perché non ha capito bene. Prego, Presidente. No, era solo per capire come si pone la vostra associazione rispetto ai compiti che ha l'ULSS, perché si tratta di problemi sanitari, quelli del mal di testa proviene da qualsiasi forma, di qualsiasi tipo sia, attiene alla sfera sanitaria, per quello volevo capire come si pone rispetto ai compiti dell'ULSS. Prego. Allora, noi siamo seguiti solitamente dai centri cefalee. Questo ci permette ovviamente di avere delle diagnosi certe. Con le diagnosi certe noi possiamo fare richiesta di invalidità all'USL, che ovviamente ci può dare un punteggio che varia a seconda della nostra anamnesi, che varia ovviamente da individuo ad individuo. A seconda di questa possiamo avere un'invalidità che, come le dicevo, può variare, e quindi si può fare anche richiesta o al datore di lavoro o comunque al medico del lavoro, al medico che avete solitamente in azienda, per avere delle agevolazioni. Solitamente è questo a cui noi miriamo in modo particolare. Spero di aver capito esattamente la sua domanda, se era questa. Sì, penso sia stata molto chiara. Pubblicità. Vedere anche queste foto, questa raccolta di tappi in sughero. Andiamo a vedere questa foto che è molto importante anche per capire l'importanza anche di questa raccolta differenziata. Cosa stiamo vedendo, Presidente? Il tappo in sughero quanto importante è? Allora, l'anno scorso a ottobre abbiamo proprio reso pubblico un accordo che abbiamo fatto con un'importante multinazionale che lavora il sughero. Però qui c'è una filiera messa in piedi che coinvolge le associazioni di volontariato del territorio che raccolgono e il carcere che con una cooperativa che ci lavora dentro macinano, per cui hanno le attrezzature per rendere il sugo riutilizzabile, che poi viene fatto pannelli per isolamento, arredi, componenti di arredo, viene utilizzato in questa maniera. È un micro riutilizzo di un rifiuto che con una pazienza, invito a mettere da parte
non quei tappi che sembrano di sughero ma sono plastica, quelli sughero, per cui quelli lì... Che vanno dove? Nell'umido? No, quello dobbiamo sottrarla... È un rifiuto. Spieghi, Presidente, perché lei fa tutto facile, ma mica così semplice. Prego, dove va il tappo? Abbiamo posizionato dei contenitori nelle scuole, nei municipi. Ecco, e stiamo cercando di divulgare questo. E nelle case dove lo mettiamo il tappo? Uno si organizza, non obblighiamo ad avere un ulteriore contenitore, che sarebbe un onere. No, ognuno è un rifiuto che occupa poco spazio, certo. Per cui uno quando ha occasione nell'ecocentro va a conferire altra cosa, il bussolotto dei tappi va a conferirli. Ecco, è importante perché è lo spirito, cioè un tipo di rifiuto ha un percorso per diventare materia prima per fare qualcos'altro. Ecco, questo è lo studio che dicevo, trovare modi di riutilizzare componenti di rifiuti perché abbassiamo la quota del rifiuto da distruggere. Mandare in discarica. È sicuro che nel calendario Contarina non sia scritto che il sughero va nell'umido? Ma andava nell'umido prima. Spieghiamo, Presidente, perché lei vede, ci sta raccontando delle cose importanti. Sì. Siccome noi vediamo di tutto e di più ancora, nonostante quello che si dice. No, quello di quest'anno no. Non quello di quest'anno no, perciò se avete il calendario dell'anno scorso buttatelo via e prendete il calendario del 2025. Le istruzioni vecchie sono superate, per cui adesso il sughero cercate di metterlo in disparte e conferirlo, perché più sughero più diamo contributi alle associazioni che li raccolgono, più hanno mezzi per fare il loro servizio al territorio, chi ha bisogno. Per cui questo è importante. Abbiamo messo insieme una serie di componenti che noi facciamo un po' la regia, diciamo. Anzi, siamo interessati perché ovviamente è un rifiuto che ci abbassa la quantità degli altri rifiuti. Avete capito l'importanza di avere queste persone? Poi dite che non vi informo bene, dite che non è vero, perché veramente io faccio le domande che servono, che sento per... No, ma Mirella, io... Aspetta che invito il Presidente di Contarina che ci spiega tante cose, perché avete sentito da un anno all'altro cambia completamente, perché la tecnologia va avanti, la ricerca va avanti, abbiamo veramente, vogliamo, non con la banda larga, con le connessioni, poi non riesco neppure a collegarmi sul Montello, ma in Africa mi collego, Valerio Delfino, e vado benissimo, perciò capite quanta strada dobbiamo fare. Delfino, cosa possiamo dire, ecco, a questa partecipazione, una cittadinanza attiva che si muove in vari settori? Prego. Beh, possiamo senz'altro invitare tutte le persone a riscoprire il bello del gratuito. Io penso che per quanto abbiamo le vite incastrate, per quanto abbiamo tanti doveri tra familiari, lavorativi, eccetera, riscoprire quell'ora di tempo a settimana, al mese, da donare agli altri, come vediamo dalle tante opportunità, è veramente un dono che si va a questa società che ne ha bisogno per pareggiare tante ingiustizie che ci sono. Quindi il mio invito è rimbocchiamoci le maniche, esatto. E tra l'altro i veneti sono bravi a rimboccarsi le maniche anche donando un'ora di gratuità. Chiusi ma bravi a rimboccarsi le maniche, vero Valerio Delfino? Una cosa che preoccupa la tua associazione, Valerio, qual è? Quello che veramente hai paura, temi? Prego. C'è un tema, il più importante è i giovani. I giovani, gli episodi degli ultimi tempi, l'uccisione di Francesco a Treviso al centro è stato diciamo un caso simbolo. Quella banda di giovani, di 10 ragazzini minorenni e maggiorenni, maschi e femmine, che vengono dalle zone più povere di Treviso, erano diciamo sotto l'effetto di sostanze. È un caso che io che cito per dire che questa è una piaga veramente grossa e che non si sta facendo, io non dico abbastanza, quasi niente per provare a dare alternative, opportunità e spazi a questi giovani per fare qualcosa di più positivo. Vede, il problema grande che abbiamo, e l'ho detto anche ieri mattina anche con altre realtà, ma lo dico quasi tutte le mattine, è che questi giovani, a mio avviso, Valerio, ma vorrei sentire anche il Presidente Baldin poi, dovrebbero avere qualcuno che li prende per mano
e ognuno guardare la persona, perché io ho parlato con un amico di questo ragazzo che ha commesso questo omicidio e mi ha detto: guarda Mirella, era un bravissimo ragazzino, ma proprio bravo, la droga gli ha bevuto il cervello, non è più lui Mirella, non era così, sai Mirella, perché io l'ho conosciuto bene, eravamo proprio tanto amici. E poi ho parlato con la mamma di questo ragazzo, che saluto, quello che è stato ucciso, e io ho provato a cercare questa donna, a prenderla, ma sono arrivata tardi, Valerio, perché aveva un vissuto terribile, non si fidava, aveva paura, arrivava fin là e poi mi tornava indietro, la stavo prendendo e lei fuggiva, non si fidava, perché vedi, questa persona avrebbe dovuto essere seguita da quando è rimasta incinta, che la famiglia l'ha cacciata, è andata via da casa, e per lei questo bambino era una cosa grande, l'unica cosa che aveva. E quando mi racconta la storia di questi ragazzi che andavano nella sua casa, si divertivano, il problema è che lei vedeva la felicità, suo figlio sorrideva, suo figlio era felice. E quando lei chiedeva: ma perché vai con queste persone? No, non va bene. Mamma, sono felice, perché si sentiva accolto. Ecco qua il problema che non riusciamo a capire. Sì, si sentono accolti nel modo sbagliato e con le persone sbagliate. Esatto. Però si sentono accolti. Gli altri li rifiutano perché è figlio di, viene da, e questo diventa per loro una rabbia estrema che si trasforma o in violenza o si rifugiano nella droga che trovano dietro l'angolo, perché il nemico loro ce l'hanno dietro l'angolo. Prego Valerio. Sì, assolutamente. Ci sono zone delle nostre città, certi quartieri, dove veramente esci di casa e hai lo spacciatore che magari è l'amico tuo, che ha bisogno anche lui di farsi e vende droga. E la mancanza di accoglienza, hai colto il punto centrale. Questi giovani non hanno dei luoghi dove si sentono voluti bene, si sentono accolti per quello che sono e per quello che possono dare, e questi sono i risultati. E poi si fanno le zone rosse, si fanno tutte cose che servono soltanto a posteriori, ma non vanno alla radice del problema. E il problema è anche un altro, perché questi ragazzi, che qualcuno ieri ha chiamato, mi sembra che fosse stato Maurizio da Conserve, che ha detto: questi ragazzi non devono andare nel mondo del volontariato, devono lavorare, devono faticare, ma scherziamo? Io gli ho detto: guarda che il mondo del volontariato fa anche questo, non è che il mondo del volontariato sia seduto tutto dietro un computer a leggere, no. E soprattutto quello che non sanno, che il minorenne non puoi farlo lavorare. È là il problema, perché anch'io li manderei dal presidente Baldini a raccogliere rifiuti, che non farebbe male, perché, ma una volta si poteva fare, adesso non si può fare, perché è sfruttamento del minore, o sbaglio, presidente? No, lo spieghi, perché qualcuno dice: ma mandali a lavorare. Calma. E dove e come? Presidente, lei li accoglierebbe anche, perché ha anche delle persone anche preparate che potrebbero... Ma come fai a accogliere un minore? Giovani sarebbero in teoria un investimento, anche perché li puoi avere, li puoi tirar su, formare, avere per tanto tempo a disposizione per far servizio, per cui sarebbe, però ovviamente oggi ci sono tante normative da rispettare, questa comunque, ecco, per fare anche il mio contributo a questo ragionamento qui, oggi l'istituto della famiglia viene meno, per cui è quello che fa che lascia a se stessi e magari seguire modelli che non sono quelli sicuramente che ti portano nell'individualismo, ecco, per cui soli, e seguono modelli che li illudono di avere dei risultati, di avere il successo, di avere chissà cosa, e poi invece non funziona proprio Ma ci così. rendiamo conto che abbiamo diciottenni che girano col pannolone perché si sono già bevuti il cervello con la droga? Questo è un dato di fatto che nessuno dice. Diciottenni, perché io ho avuto l'esperto che ha detto questo, però non ce la raccontano in maniera diversa, che si sballano, che sono dei drogati, cioè bisogna capire, come dice anche Valerio Delfino, che forse dobbiamo dire alla politica che oltre alla poltrona importante ci siamo anche noi, che avremo bisogno di risposte, perché siamo pronti per aiutare con delle idee anche. Abbiamo Cristina da Spresiano, vai Cristina.
Buongiorno Mirella, buona giornata. Volevo solo ringraziare un attimo la Contarina. Hola. Ok? Perché mi ha fatto un servizio incommiabile veramente. Avevo bisogno di smaltire dell'Eternit, perché ho fatto lavori nuovi. In poco tempo ho pagato qualcosa, però non si può sempre dire non fanno niente. Cavoliti miei, dobbiamo svegliarsi e chiamare aiuto se serve. Non buttare a roba di qua e di là, perché è ora di finirla. Dobbiamo avere il paese pulito. Che bella telefonata, Cristina. Vede il Presidente dove riceve gli elogi? A Sveglia Veneti. Prego Presidente, come ringrazia Cristina? Ringrazio di questi riconoscimenti. Noi abbiamo dei servizi che forse non sono tanto conosciuti, per cui ci sono opportunità di risolvere problemi. Per esempio abbiamo una serie di convenzioni con le associazioni, i rifiuti agricoli per esempio. Adesso stiamo anche implementando il discorso di rifiuti dati dal verde che viene fatto dagli operatori, per cui c'è una serie di convenzioni che risolvono problemi di rifiuti che uno altrimenti non saprebbe come fare. Però andiamo incontro, cerchiamo di dare finalità, cerchiamo di esserci per far servizio. Per i nostri cittadini sono l'obiettivo del nostro impegno quotidiano, risolvere i problemi, il territorio e i cittadini. Io dico sempre cittadini e territorio, questi insieme sono il nostro obiettivo. Cittadinanza attiva anche su questo, che è la parola più bella che ci sia. Mi attivo per migliorare il mio territorio. Allora andiamo a vedere invece questo video molto importante, convegno Nuove terapie di Cristina Randoli. Cosa vuol dire vivere con l'emicrania cronica? Quanto questa patologia incide nella vita di tutti i giorni, quanto la condiziona e soprattutto cosa è cambiato con l'arrivo delle nuove terapie specifiche, oggi per la prima volta disponibili anche per via orale. L'abbiamo chiesto ad Alessandra Sorrentino, che abbiamo incontrato qui a Milano nel corso di un evento che prende il nome di Emicrania, una storia di tempo ritrovato, a significare proprio come si è voltato pagina nella cura di questa patologia. Senti Alessandra, partiamo dalla tua esperienza personale di persona con l'emicrania che l'ha sofferta per tanti anni, fin da bambina, come ci spiegavi. Ecco, cosa vuol dire avere questa patologia? Qual è il carico, il peso, insomma, di questo problema nella vita di tutti i giorni? Qualche tempo fa, per curiosità, ho preso in mano uno dei miei vecchi diari delle cefalee di qualche anno fa, quando la mia emicrania era cronica, e ho fatto il conteggio di cosa significa convivere con una forma appunto cronica della patologia, dove più o meno avevo 20-25 giorni di mal di testa al mese. Ho fatto il conteggio in ore e sono 600 ore circa di vita persa, perché convivere con una patologia così impattante e invalidante significa perdere tempo prezioso della propria vita. Ecco, perché cosa succede in quei giorni, in quelle ore? Uno cosa fa? Sta seduto e aspetta? Si chiude al buio? Ecco, quali sono i rimedi? Succede proprio questo, al di là del cercare di assumere una terapia sintomatica che ci permetta di tenere a bada il dolore, quello che succede molto spesso è chiudersi in silenzio in una stanza al buio e aspettare che il tempo passi, perché sappiamo che il dolore dopo tante ore andrà via, però è proprio questo quello che ci annichilisce, dover stare fermi al buio mentre il mondo fuori va avanti e tu sei costretto ad aspettare, a contare le ore in attesa che questo dolore ti lasci in pace. Senti, in realtà tu spiegavi che il problema inizia già prima, perché prima, quando uno avverte i primi segnali, cosa succede? Che cosa si prova? Sì, erroneamente si pensa che l'emicrania sia soltanto il momento del dolore e del mal di testa. In realtà iniziamo a sentire che l'attacco sta arrivando molto prima. Ci sono proprio dei segnali che percepiamo, sono personali per ciascuno di noi. Però ad esempio viviamo anche con l'ansia dell'attacco, cioè prima di un attacco noi abbiamo sempre questa paura, questa ansia che ci accompagna, che prima o poi, perché oggi piove, oggi c'è il vento, oggi non ho dormito, arriverà l'attacco. Quindi c'è un prima, un durante che è dato dal dolore e c'è un dopo, perché riprendersi da un attacco di emicrania richiede tempo perché il dolore lascia degli strascichi, a volte anche le terapie sintomatiche lasciano degli strascichi, per giorni molto spesso
non si è assolutamente in grado di ritornare ad una vita normale. Perché si rimane esausti dopo la crisi. Molto spesso si rimane esausti ed è incredibile che oltre ad essere esausti in realtà siamo anche in preda, ci sentiamo in preda di questo senso di urgenza. Allora Cristina Randoli, ormai il tempo è finito, complimenti anche per questi video che ha mandato, che ci hanno spiegato, e anche lei ha spiegato molto bene l'importanza di conoscere queste cefalee e soprattutto sperare, perché veramente abbiamo la ricerca e la scienza stanno facendo passi da gigante, e anche la tecnologia, dico io. Prego Presidente. Sì, non dobbiamo mai perdere la speranza, assolutamente, anche perché la ricerca sta andando avanti, abbiamo adesso a disposizione delle nuove terapie e ce ne sono altre che sono allo studio. Quindi dobbiamo sempre avere la speranza, ma non soltanto, dobbiamo anche impegnarci noi stessi come pazienti a fare in modo che la cura abbia un buon effetto, perché non è soltanto la medicina in sé che può avere un effetto benefico o meno, ma è anche la nostra propensione alla cura che è molto importante, per cui o noi ci impegniamo perché la cura abbia un effetto benefico, altrimenti ha un effetto non sempre benevolo, diciamo. Ecco perché noi ci impegniamo anche a fare i gruppi di automutuo aiuto, che hanno un'incidenza molto importante nel percorso della malattia dei nostri, chiamiamoli pazienti, dei nostri associati, che sono utilissimi. Io stessa faccio parte del gruppo di automutuo aiuto da 15 anni e mi ha cambiato la vita, ha cambiato il mio modo di vedere la mia emicrania, perché ho accettato di avere questo tipo di malattia, ho capito che devo vivere con essa, che non mi abbandonerà, e ora ho una vita di qualità. Senta Cristina Randoli, cosa vorrebbe dire a questo che rappresenta, come avete sentito, più di 500 lavoratori, e forse ha cambiato anche idea su quella che è anche questa patologia molto importante per le persone che devono lavorare. Prego Randoli. Sì. Allora, io vorrei dire a queste persone intanto che, se sono consapevoli di avere un problema, di fidarsi ed affidarsi ad un buon medico, ad un centro cefalee. In ogni città ce n'è uno, non c'è bisogno che facciano il giro dell'Italia per andare a cercare chissà chi, perché in ogni città c'è un centro cefalee. E poi vorrei dire anche alle aziende, vedo che i vostri ospiti hanno delle aziende molto virtuose, che c'è la possibilità di aiutare i vostri operai, le persone che collaborano con voi, se sono portatori di questa malattia, anche con dei semplici accorgimenti. Noi come associazione facciamo parte di un'associazione internazionale europea che si occupa anche dei malati nelle aziende e che danno un supporto, garantiscono un supporto, grazie, a volte non mi vengono le parole, soprattutto quando piove. Danno un supporto alle aziende e dicono che queste aziende sono aziende che supportano il malato cefalalgico, quindi hanno un input in più, come hanno l'ISO con il numero tale, hanno anche questa cosa. Grazie. Quindi, Cristina, devo correre perché non ce la faccio più, devo far vedere anche questo progetto molto importante, perché è veramente di la massima importanza quello che vediamo e ascoltiamo questa mattina. Pensate a casa quante persone hanno questa patologia. Andiamo a vedere progetto per l'importanza, il video.
È importante perché comunque dà un senso al nostro dolore, dà un senso al nostro essere malati cronici e dice che comunque noi ci siamo e abbiamo dei diritti che finalmente vengono riconosciuti non soltanto dallo Stato, ma vengono riconosciuti anche a livello regionale, quindi ora dovrebbero esserci anche i servizi appositi per noi. È importante per questo motivo, è importante che ci siano delle strutture apposite per noi, apposite per tutti i pazienti che hanno necessità di rivolgersi al medico preposto e quindi medici preparati e quindi medici che ascoltino la volontà di ogni paziente. E il paziente deve essere accolto, deve essere ascoltato nelle sue esigenze, deve essere ascoltato nel suo dolore. Perché il dolore emicranico non è soltanto dolore fisico, ma è anche dolore dell'anima. Il paziente deve essere considerato nella sua totalità, non soltanto il paziente come un numero o il paziente come una persona che ha un dolore che non si vede ma che c'è, un paziente che però ha tanti dolori nascosti che devono essere considerati. Allora io saluto veramente, grazie a Cristina Randoli, vicepresidente Alleanza Cefalagici, di essere stata qui con noi. Grazie veramente Cristina e grazie soprattutto per quello che ha spiegato e l'importanza di questo progetto. Io penso che a casa tantissime persone sono state molto attente perché è un problema veramente che riguarda tanta popolazione con questa patologia. Grazie, grazie, grazie. I miei ospiti rimangono qua. Pubblicità. Alcuni nomi sono sinonimo di eccellenza e qualità. Questo è il caso di Maserati. Ma come si è costruita questa fama? L'origine risale al 1914, data terribile per la storia. Fu l'anno in cui scoppiò la Prima Guerra Mondiale. Ma per Alfieri e i suoi due figli, Ettore ed Ernesto, si tratta di una data impossibile da dimenticare, perché il 1° dicembre aprirono a Bologna la società anonima Officine Alfieri Maserati, un'auto-officina di 5 dipendenti. Questo è il punto di partenza della storia Maserati. Già dall'inizio la famiglia Maserati aveva le idee chiare. Volevano lavorare nel mondo delle corse e iniziarono a preparare delle Isotta Fraschini per le gare dell'epoca. Conclusa la Grande Guerra, Alfieri tentò anche la carriera da pilota, ottenendo anche dei buoni risultati. Avevano le auto nel sangue. Tutto andava talmente bene che nel 1922 venne anche nominato team manager della squadra corse della Diatto, ottenendo anche molti successi con la Diatto 3000. L'intoppo arriva nel 1924, quando per una decisione molto criticata gli organizzatori della corsa in salita della Rabassada in Spagna squalificarono Alfieri con l'accusa di aver sostituito il motore della sua Diatto 2000 e fu una squalifica pesante, 5 anni lontano dalle gare. È in questi casi che il carattere del campione viene fuori e Alfieri Maserati trasformò questa battuta d'arresto in un'opportunità. Se non poteva essere un pilota, poteva essere un buon meccanico e magari anche qualcosa di più. Non si limitò a preparare auto di altri, decise di creare la propria vettura da gara. Dopo mesi di duro lavoro, insieme ai due figli Ernesto ed Ettore, verso la fine del 1926 crearono la Tipo 26, prima auto ad essere interamente Maserati e a portare il simbolo della casa, logo disegnato da Mario Maserati, il tridente stilizzato della Fontana del Nettuno di Bologna. Riuscirono a portare la Tipo 26 alla Targa Florio del 26, una delle più antiche corse automobilistiche al mondo e a quel tempo molto prestigiosa. Arrivarono noni, non male per un esordio, ma in seguito arrivarono anche i successi. Entrarono a gran voce nel mondo del motorsport.
E saluto il dottor Marino Parolin, veterinario, ma in una veste nuova questa mattina per noi almeno, perché sta presentando il progetto automobilistico storico di Volpago al Montello della Maserati. Buongiorno, buongiorno dottor Parolin, bellissimo, complimenti veramente. Però scusa dottor Parolin, ma siamo veramente bravi, eh? Ferrari, Maserati, quarta potenza mondiale, eravamo, adesso uso un verbo del passato come abbiamo visto. Ma cosa sta succedendo dottor Parolin? Eppure la creatività ce l'abbiamo ancora, da un niente cosa riusciamo veramente a creare? Prego dottore. Intanto Mirella, mi pare ci dessimo del tu, mi aveva detto, giusto? Sì, ma io mi comporto bene, dopo parto, ma all'inizio vado bene. Prego, prego dottor Parolin, prego. Allora, oggi era... Tanto grazie e buongiorno a tutti, anche gli ascoltatori, eccetera. Ieri quando il vostro collaboratore mi ha contattato di essere presente, guarda che io domani ho una giornata full, ma per la Mirella io devo liberarmi. Grazie, grazie Parolin. Allora, Mirella, tu hai toccato un tasto molto, molto importante. Il nostro club Amici Storica Lancia di Volpago, che è intitolato l'ingegnere Pier Ugo Gobbato, grande padre della Lancia Stratos, era figlio di ingegnere Ugo Gobbato, che su Amissio Diezio Ferrari, il suo maestro. Quindi, toccando le tue parole che abbiamo l'eccellenza, sì, è vero, però l'eccellenza italiana parte da Volpago del Montello. Senza presunzione è assodato che la storia parte da Volpago del Montello. E ho avuto il piacere, la fortuna, io direi, di aver studiato la figura di ingegnere Ugo Gobbato, da lì è partito questo grande progetto che ci vede come club protagonista in Italia e chiaramente qui media adesso anche all'estero, e quindi abbiamo l'energia, il sostegno anche della nostra amministrazione comunale di poter organizzare, diciamo, queste manifestazioni. Oggi tocca alla Maserati e giustamente uno può dire: ma cosa c'entra la Lancia con la Maserati? Sì, perché la macchina che esporremo oggi in auditorium a Volpago, auditorium Morandon, dalle ore 17, tra l'altro la conferenza è aperta a tutti ed è gratuita, è frutto dell'indicazione dell'ingegnere Pier Ugo Gobbato per lanciare questo Spider 1600 in America, però con dei motori più performanti, e quindi il motore fu scelto l'Oscar Maserati. E quindi ecco perché oggi tocca questo modello. Ogni anno affrontiamo un modello della nostra eccellenza, come tu dicevi, Mirella. Il prossimo anno, lo annuncio ai nostri spettatori, che toccherà la Ferrari. Lì sarà un altro grande evento che ci vedrà impegnati, non facile, perché dovete sapere che se Ferrari è diventato quello che è stato, certamente va al suo ingegno, è indubbio, però certamente la collaborazione con l'ingegnere Ugo Gobbato, nato a Volpago del Montello, è stato molto importante. Quindi tu capisci quanto noi stiamo lavorando, consapevoli che questo progetto non è un progetto materiale di macchine, no. Dietro un progetto dell'automobilismo storico c'è cultura, lavoro, sociale, promozione turistica in Italia e nel mondo. Diciamo che se Volpago del Montello è un paese un po' meno piccolo e più conosciuto, è grazie alla grande azione di promozione del territorio che questo club molto piccolo sta facendo in Italia. Allora, Parolin, io ti ho invitato per un semplice motivo. Io sapevo che avevo questa mattina, che avevo il presidente di Contarina, che avevo il presidente della Sant'Egidio del Veneto. Ho ascoltato un po'. Perché? Perché questi grandi illuminati imprenditori che abbiamo avuto la fortuna di avere, mettevano al primo posto l'operaio. L'operaio era la colonna portante della loro attività. E cosa facevano? Prima cosa, costruivano le case vicino alle aziende. La prima cosa che è storia, è inutile che dicono no,
è storia, perché era importante che l'operaio fosse vicino all'azienda, avesse una casa, avesse la dignità di andare a lavorare. Adesso siamo arrivati che andiamo con i satelliti, con i droni, guardiamo lo spazio, però non guardiamo per terra. E noi abbiamo questi operai, questi artigiani che sono alla canna da gas. Perché? L'operaio, lo stipendio, se arriva a 1.000 euro e lo supera, ho letto l'altro giorno proprio che una percentuale altissima non arriva a 1.000 euro al mese. Secondo, non hanno casa, non trovano la casa, li hanno abbindolati con i mutui, facendo vedere che era tutto facile, invece di pagare l'affitto pagati il mutuo, vedrai che avrai la casa, e adesso si ritrovano senza i soldi per pagare il mutuo e senza casa. Perché vede, Parolin, io mi arrabbio molto e dico, anche i sindacati lo dico, ma scusate, io capisco che non riescono a pagare la casa, lascio la casa, però tu dammi i soldi indietro di quella che ho pagato, perché non riesco a comprarla, però ho pagato le tasse, perché basta che non ne paghi uno o due, sei full, però ti restituisco la casa, ma restituiscimi il denaro, cosa c'entra? Cosa ho pagato alla fine? Ma questo non avviene. Capisce che sono molto preoccupata perché con appunto Valerio Delfino noi tocchiamo con mano, quella è la fragilità, e sono operai che alla sera dormono per strada con famiglie perché non trovano la casa. Allora sa cosa dico, Presidente? Perché è bello sentire Ferrari, Maserati, perché quelli erano gli illuminati, non solo del vecchio. Del vecchio se aveva introiti utili, li investiva nell'operaio, dava loro cash, no medaglie, perché in Italia siamo bravi a dare medaglie, cash dava. Allora capisci che bisogna avere il coraggio di dirlo e cambiare registro, perché così non continuiamo, così affondiamo. Parolin o sbaglio? Poi voglio sentire i miei ospiti. Prego, allora, Parolin. Mirella, sfondi una porta aperta, in quanto io ho fatto un'introduzione prima, ma ho apprezzato molto il discorso di Ingegner Valerio Delfino, che ho apprezzato molto, e poi dirò perché, e concordo pienamente in merito con quello che tu hai detto adesso. Mi permetto di dirti una cosa. Una delle prime cose che fece l'ingegner Gobbato quando fondò la casa l'Alfa Romeo Pomigliano d'Arco, fece una fabbrica modello e al primo posto mise le case per gli operai, che sono ancora visibili a Pomigliano, il quartiere Alfa Romeo. Fece un'azienda agricola che doveva dare l'autosustenza, erano questi tempi comunque, l'asilo nido, tu pensa per quei tempi là, con quelle situazioni economiche di attrezzatezza, e soprattutto pensò anche a far studiare i figli degli operai. Ma questo modello che tu hai giustamente e correttamente parlato era il modello anche Fiat di quei tempi. Ti faccio presente che Gobbato è stato il primo direttore del Lingotto Torino, e una delle cose è proprio tutto il corollario dietro il fattore uomo. Ti faccio presente anche che quando Munari vinse il Rally di Monte Carlo del 72, la Lancia aveva messo in cassa integrazione ben 7.000 operai, e Munari disse: noi dovevamo vincere, perché noi avevamo la responsabilità che se non avessimo vinto, quegli operai, per la cessazione della produzione, sarebbero andati a casa. La vittoria della Lancia permise a far rientrare gli operai, perché la Lancia dovette riavviare i fattori di produzione della Lancia Fulvia Coupé e produssero il 50% dell'intera produzione. Chiarissimo. Valerio Delfino, come commentiamo le parole? Devo correre perché ho anche altri ospiti. Prego. No, velocemente dico che ti ringrazio, Mirella, che porti ai telespettatori esempi come quello che abbiamo ascoltato, perché queste persone illuminate che hanno reso famosa l'Italia erano illuminate non solo perché avevano idee geniali da realizzare, ma perché sapevano trattare l'umano, sapevano trattare le persone e sapevano dargli il valore, la dignità che meritavano. E questo è stato il segreto forse
forse anche del successo. Un'idea si realizza quando poi si dà lo spazio anche all'umanità e alla possibilità di tutte le persone che ti aiutano a realizzarla. E tutto quello che ci siamo detti oggi e anche di che significa oggi fare impresa e che significherebbe oggi fare una politica seria. Ecco, quindi... Presidente Baldin. Allora, noi abbiamo molto a cuore i nostri dipendenti. Abbiamo vinto anche sul welfare aziendale, abbiamo vinto anche un contributo nazionale per alcune iniziative, tra cui il medico a disposizione, che non è il medico della mutua, è il medico dell'azienda che viene se uno ha bisogno, per cui... e tante altre di maggiordomo aziendale, cioè una serie di iniziative che facciamo a favore dei dipendenti, per cui noi ci teniamo i nostri dipendenti perché senza loro non si va da nessuna parte. Il problema però dell'abitazione vicino, ecco, da vecchio sindaco se posso dire, adesso ci sono le zone residenziali e le zone produttive che sono distinte, per cui si riusciva a avere il custode della fabbrica, quelle lì facevi la dimora per questo, altrimenti non è possibile avere la commistione tra residenza e parte produttiva. Ecco, se posso dire, giusto per dire che i tempi sono cambiati da questo punto di vista. Sì, sono cambiati, ma gli operai hanno bisogno di una casa, Presidente, non c'è niente da fare, cioè questa è la verità. Noi abbiamo poi oltretutto questo problema del diverso, che non ci fidiamo più, perciò non si affittano, perché le case ci sarebbero anche. Il problema è che non si affittano più perché si ha paura che non paghino l'affitto, perché si ha paura, Valerio Delfino, che entrino in 20 in un appartamento, perché si ha paura, ma così non si va avanti, anche perché voi non sapete, ma quelli che acquistano gli appartamenti e che li affittano sono queste persone che si sono integrate, che hanno aperto delle attività e perciò investono e mettono dentro queste figure che lavorano con loro. Se non sapete com'è la storia ve la racconto io. Ecco, questi sono i nuovi imprenditori. O sbaglio, Valerio Delfino? Assolutamente è vero, sono quelli che sono passati per un percorso e hanno conosciuto il significato di quanto è importante dare, appunto, investire anche su le persone che poi ti aiuteranno a realizzare la tua impresa. E quindi grazie. Allora io saluto questi miei graditi ospiti, saluto veramente, grazie a Sergio Baldin, Presidente Contarina, grazie, saluto Valerio Delfino, Presidente appunto Comunità Sant'Egidio del Veneto, una comunità molto importante che farà squadra anche col Presidente Baldin, vedremo che così possiamo pagare l'affitto, magari se riescono, e poi magari anche comprarsi l'appartamento, non si sa mai, la vita è un punto di domanda, ce l'ha spiegato veramente bene Parolin. Ecco, l'importante è aver voglia di lavorare, di credere in se stesse e di dare dignità a queste persone. Allora andiamo a vedere secondo filmato di questo video bellissimo, Maserati. Andiamo a sentire. In poco tempo, oltre ai successi mondiali nelle competizioni, arrivarono anche i record. Il 28 settembre 1929 a Cremona, Borzacchini, al volante di una V4 16 cilindri, stabilì un record mondiale di velocità in classe C. Corse per 10 km alla velocità di 246 km/h. Ricordiamo che stiamo parlando del 1929. Il record fu incredibile. Lo dimostra il fatto che rimase imbattuto fino al 1937, cioè per 8 anni. Nel 1932 il nostro caro Alfieri subisce un importante intervento chirurgico e purtroppo muore, lasciando l'azienda nelle mani dei fratelli Ettore, Ernesto e Bindo, ma non per molto tempo. Infatti il 1 maggio 1937 Adolfo Orsi acquista la Maserati e trasferisce la sede a Modena. Durante la Seconda Guerra Mondiale la produzione viene convertita, come spesso è successo con altre aziende, ma nel dopoguerra si riprende la produzione di auto e la prima Gran Turismo prodotta, che verrà poi preparata anche per le competizioni, fu la A6 1500, un successo come auto per uso quotidiano, ma anche nella sua versione racing, guidata all'esordio da Alberto Ascari, vinse sul circuito di Modena.
e fu solo la prima di tante vittorie che arriveranno anche in altre categorie. Ad esempio, oltreoceano, nel maggio del 1940, Wilbur Shaw vince la Indianapolis 500 per la seconda volta consecutiva a bordo della 8CTF alla velocità media di 183,911 km/h. Allora saluto anche un altro graditissimo ospite che è Marco Pesce, chef, docente all'Accademia delle Professioni di Valdobbiadene, direttore Asso Cuochi Treviso, organizzatore del Tiramisù Day. Pensate quante cose fa il nostro Marco Pesce. Ecco, questi video veramente che intrigano, che belli, ha detto Marco Pesce, perché è la nostra storia. Chi non conosce la Maserati, anche quello che non ha potuto veramente acquistarla, però il sogno, ecco, sognare, quanto è bello è sognare. Prego Marco Pesce. È bello, è una bellissima storia di imprenditoria, quindi di persone che ci hanno visto lontano e hanno saputo, uso un termine che sembra brutto, in realtà non è brutto, cioè sfruttare tutte quante le potenzialità, gli strumenti che avevano a disposizione per fare una cosa meravigliosa, quindi Maserati, ma insomma lo sappiamo, prima hai fatto l'esempio della Ferrari, abbiamo preso qualcosa che non era nostro, e anche la storia della Lamborghini è molto bella. Lui faceva trattori, si è impuntato perché voleva la sua macchina da corsa e si è fatto la macchina da corsa, no? Quindi sì, è stata veramente una bella sfida anche per chi inizia queste imprese. Allora, in qualche maniera siamo sempre legati, c'è il famoso filo di Arianna con i miei ospiti, perché? Perché anche il tiramisù è stata una creatività, un qualcuno che ha pensato con dei veramente ingredienti anche poveri di fare il dolce che è andato nel mondo. Qual è il ristorante che non offre il tiramisù? Lo hanno elaborato in tutte le maniere, anche se Marco Pesce che ha sempre spiegato che il tiramisù è uno e gli ingredienti sono solo quelli, che poi uno lo rivisiti e lo faccia a modo suo, però questa creatività tu la vedi anche nei giovani, Marco, in questa scuola che tu fai, questi ragazzi, prego. Allora sì, assolutamente c'è. E adesso noi come tutti quanti i docenti facciamo corsi di formazione e quant'altro e c'è un cambiamento di mentalità. Vediamo anche le foto intanto che Marco parla del Tiramisù Day, prego Marco. C'è un cambiamento di mentalità nel giovane sostanzialmente, però il punto d'incontro è sempre che quando abbiamo instillato l'obiettivo nei ragazzi, loro riescono a vedere un po' più in là del loro naso e riescono a portare anche del loro, riescono veramente a dire bene, adesso ho gli strumenti, no? Quando io dico io insegno scienze, quando loro iniziano a immaginare cosa possono fare con le conoscenze che gli diamo, ecco che inizia la fantasia, no? La fantasia non è altro che rendere reale un sogno e quindi questo è il nostro bel lavoro. Quello che è successo col tiramisù è stato questo, è uno dei pochissimi dolci che ha fatto il percorso, come dire, contrario delle ricette classiche. Generalmente a noi le ricette arrivano dalle tavole dei ricchi, chi poteva scrivere un ricettario era chi sapeva scrivere, quindi tutte quante le ricette tradizionali che abbiamo nascono, come dire, dai ricettari dei ricchi. E il tiramisù è uno dei pochi dolci che ha fatto il percorso inverso, dal classico sbattodin, poi in qualche modo è arrivato alle beccherie ha fatto il giro del mondo e è arrivato alle nostre tavole come dolce più cliccato su Google, cioè il più ricercato tra tutti quanti i dolci che mangiamo. È sicuramente il più buono, il più sfizioso, è fresco in estate e caldo in inverno, perché comunque insomma si abbina bene a tutte quante le stagioni e sicuramente, tra virgolette, è facile da fare. Poi cosa viene fuori? Poi ridaremo la ricetta originale un'altra volta per non sbagliare. Ricetta, esatto, a tutti quanti, il procedimento, gli ingredienti, perché è giusto, noi quando facciamo la gara ci arrivano 100 tiramisù, sono 100 tiramisù fatti solo con i 6 ingredienti, perché quelli ci sono, ma sono fatti da 100 mani diverse e si sente, basta veramente è sbattudin diverso che cambia il gusto del tiramisù. Imbevere un po' di più il savoiardo nel caffè, usare il caffè caldo o il caffè freddo, montare bene o male il tuorlo con lo zucchero,
e cambia di molto la consistenza, sì, questo i nostri giudici infatti sono sempre belli indaffarati a dover decidere qual è il più buono, perché a volte le virgole, insomma, fanno una bella differenza. Allora Parolin, questo tirami su, questa eccellenza, il sogno di creare ma anche il sogno di lavorare in queste grandi aziende. Chi è che non sognava di lavorare nella Ferrari, nella Maserati, ma anche alla Fiat stesso? Queste persone che lasciavano le campagne, che si riversavano nelle nostre industrie ed erano veramente protetti, si sentivano sicuri, il sogno di entrare con un grande nome. Prego Parolin. Sì, Mirella, intanto complimenti allo chef. Tra l'altro domani saremo in un tour del patrimonio dell'UNESCO e saremo in una nota cantina di Valdobbiadene, perché alla eccellenza vogliamo mostrare l'eccellenza. Questo è per dire anche quanto questi incontri, che ripeto non devono essere visti solo come macchine, banalmente macchine, c'è tanto dietro, e la promozione del territorio all'estero, in Italia, è molto importante. Qui oggi e domani converranno equipaggi anche da fuori regione, quindi per noi e noi veneti è una bella vetrina importante. Sì, Mirella, hai perfettamente colto nel segno. Ti faccio presente che andare a Torino negli anni 60 o andare all'Alfa Romeo voleva dire per queste persone da queste parti cambiare totalmente la qualità di vita, nel senso di avere uno stipendio più consistente, di avere un posto di lavoro che si poteva considerare sicuro, e poi non dimentichiamoci la qualità diversa, i servizi anche sociali diversi. Lavorare in una grande città a quei tempi voleva dire anche avere contatti, di elevare anche il livello socioculturale, non dimentichiamoci questo. Tuttavia con tutte le problematiche poi dell'integrazione eccetera. Però devo dirti che io mi ricordo benissimo, ero piccolo, ma che davo il pago, partivano delle persone modeste che sono andati a Milano, a Torino, in queste grandi città, e hanno cambiato la loro qualità di vita, nel senso che hanno potuto anche dire: mi cambio il vestito, mando a scuola i figli, quando qui era tutto precluso. Ecco, per dirti, questo era quello che veniva, io mi ricordo questo dettaglio. Certo, questo non voleva dire che non ci fossero dei problemi, però ti voglio dire che io mi ricordo che da piccolo l'economia nostra era molto molto modesta e un operaio faceva molti sacrifici per poter mandare a scuola i propri figli. Questa era la nostra realtà. Ma Parolin, cosa è successo? Che l'operaio è diventato l'ultimo della scala, ha gli stipendi più bassi, non arriva a fine mese? Cosa è successo? Perché veramente dobbiamo anche capire la storia inversa. Ecco, dalle stelle alle stalle, dalle stalle alle stelle non si capisce più niente. Queste persone che lavorano anche in due non riescono ad arrivare a fine mese. I banchi alimentari che aumentano, e se non ci fossero dovremmo inventarli. L'associazionismo che mette le pezze dove la politica non arriva, perché arriva subito, basta che il sindaco alza il telefono e il volontario arriva di quello che ha bisogno. Prego Parolin. È un argomento molto complesso, lungo. Ti esprimo la mia serena opinione. Io ritengo che ormai allo stato attuale viviamo in un'economia globale e non ci troviamo più con quegli spazi, diciamo, di mercato degli anni 60-70. Faccio una frase di Rumiti, diceva: a quei tempi avevamo delle praterie da correre, ed era così. Io penso che di fronte a delle sfide così importanti globali sia mancato, ma è la mia opinione, un ricambio generazionale di competitività, non voglio dire nella totalità, ma del mondo industriale produttivo italiano. Noi siamo un'industria produttiva e manifatturiera, e quindi
la competitività si sia abbassata, anche perché molto probabilmente era un vecchio discorso che non si sia molto investito nel ricambio generazionale di queste grandi aziende. Ripeto, sono cambiati anche i tempi, certamente non c'era la Cina che andava a occupare spazi di mercato, però poi tutto è diventato più difficile. Il nostro settore di nicchia, che era delegato ed era l'agroalimentare, ci siamo accorti che abbiamo delle eccellenze e anche qui siamo forti, ma dobbiamo stare attenti a chi sfrutta il nostro made in Italy di qualitativo e ci occupa dei mercati non veri. E questa è un'altra sfida, per esempio, che dobbiamo essere forti e competitivi. È un discorso di dover fare delle politiche, a mio avviso, lungimiranti, di grande qualità professionale, ma qui bisogna essere anche lungimiranti come visioni del mondo produttivo. E qui quanto mai oggi io penso che un'Europa veramente unita con queste difficoltà che vediamo sia una grande e profonda sfida. Mi chiedo e ti chiedo, Mirella, se noi abbiamo gli uomini al giorno d'oggi come Gobbato, come diciamo i fratelli Maserati, per città, o Nicola Romeo o Vincenzo Lanza. Ecco, io penso che manchino oggi, ma non voglio generalizzare, queste grandi figure, diciamo, mi viene in mente Olivetti. Penso che manchino queste persone. Allora andiamo a vedere la terza parte della storia della Maserati. Non le rispondo perché mi trattengo. Purtroppo, per una serie di difficoltà, la casa modenese non parteciperà più alle competizioni come scuderia ufficiale, ma anni dopo, tra il 1966 e il 1969, fornirà in Formula 1 i motori V12 3000 alla Cooper, con cui arriveranno anche alcune vittorie. La produzione di auto di serie era ormai in crescita, i modelli erano molto apprezzati e ci fu una grande richiesta di modelli Grand Tourer. Per soddisfare questo bisogno, nel 1957 venne presentata la 3500 GT, una delle auto che lanciò la casa automobilistica nel mondo e divenne in poco tempo uno dei costruttori più prestigiosi. Nel 1963 Maserati scrive la storia, crea una nuova categoria di automobile. Con la prima a 4 porte introduce la berlina sportiva di lusso, categoria con cui le più importanti case si concentreranno in futuro. Solo 3 anni dopo, nel 66, arriva un altro modello storico, la Ghibli, che con il suo V8 da 4,7 litri e 310 cavalli è all'altezza delle Ferrari 365 e Lamborghini Miura dello stesso periodo, specialmente con l'arrivo della seconda motorizzazione da 335 cavalli. Con l'arrivo degli anni 70 qualcosa cambia. La Maserati si trova sotto il controllo della Citroën. Adolfo e il figlio Omar Maserati si dimettono. Nel 1973 arriva la crisi petrolifera e la casa modenese risente il colpo. Nonostante ciò, tra il 1971 e il 1973 usciranno 3 modelli molto apprezzati. Nel 71 lavora. Disegnata da Giugiaro, era una supercar biposto con motore centrale. Montava un V8 bialbero 4007 con 4 carburatori Weber 42 con una potenza di 310 cavalli. Raggiungeva i 270 km/h. Nel 72 la Merak, anche questa figlia della matite di Giugiaro, era per così dire la sorella minore della Bora. Era una coupé 2+2 con motore centrale V6 3000 con 3 carburatori Weber 42 con una potenza di 190 cavalli. Raggiungeva i 245 km/h. Nel 73 la Khamsin, disegnata da Bertone, era una Gran Turismo di lusso. Montava lo stesso V8 bialbero della Ghibli, ma fu prodotta in numero limitato, appena 435 esemplari. Avete visto l'eleganza delle linee
il colore, ecco, puntare anche sul colore fondamentale, il rosso, l'arancione, colori molto forti, ma quello che volevo anche sentire, Parolin, che non ci facciamo mancare niente, perché gli interni quasi sempre erano di Pininfarina, un altro grande della nostra storia. Prego, Parolin. E qui Mirella hai toccato veramente il centro della questione. Noi abbiamo fatto scuola proprio con i nostri carrozzieri. Pininfarina è stato certamente una delle carrozzerie che ha vestito tutte le Ferrari, ma anche altri marchi. Io ho un duetto Alfa Romeo ed ha il bel marchio Farina dietro, me lo guardo, me lo lucido sempre. Cioè, gli interni erano molto ben curati, di pelle di altissima qualità. Questa era la qualità italiana che si distingueva nel mondo. Non dimentichiamoci che Pininfarina vestì anche un grande marchio, la Lancia, quindi non so dirti, Mirella, chi dovrà raccogliere questa eredità, altrimenti andrà dispersa. Io resto l'idea, tornando al discorso che si faceva prima per investire nei giovani, se i giovani hanno tantissime risorse, non è vero che i giovani non hanno voglia di fare niente, assolutamente. I giovani bisogna dare degli stimoli, bisogna incentivarli ad avere degli interessi. Io vedo qui a volte in ambulatorio, diamo la possibilità dei giovani di venire qui a fare uno stage di approfondimento e sono estremamente interessati a tutto ciò che tu gli dici. Quindi spetta anche nelle aziende, ripeto, investire nei giovani e motivarli. Sono certo che nei centri stile delle aziende ci siano questi grandi ragazzi che hanno voglia di emergere. Certo, sono strategie anche aziendali. Ti dico una cosa, se mi permetti, mercoledì prossimo come club, tra i pochi club Lancia accreditati in Italia dall'estero, saremo invitati a Torino proprio dalla Stellantis per presentare i nuovi modelli della Lancia. Per noi è un grande onore, perché vuol dire il riconoscimento di come club hanno cercato di mantenere alto il nome italiano. Ma sarà un modo di dire anche a questi dirigenti, di dire: investite nei centri stile, nei giovani che avete delle grandi potenzialità tra le mani, altrimenti questi andranno non tanto fuori confine, ma oltreoceano o anche oltre la muraglia cinese, chiaramente. Grazie Parolin. Parolin ha detto una parola importante parlando di Pininfarina, la qualità, la massima qualità. Guardate che qualità, con quale qualità danno da mangiare qualcuno ai nostri bambini. Andiamo a vedere. Non è giusto, dopo si chiedono perché non mangiano. Ci sarà una risposta. Quello che chiediamo è che sicuramente questa situazione si trova una soluzione. Adesso aspettiamo un attimo anche che ci diano delle spiegazioni e anche che ci diano indicazioni su come muoverci, perché sicuramente da parte nostra c'è la volontà di non rinnovare il pasto già a partire da giovedì, quindi vediamo cosa succede quando tutti i genitori in massa si ritroverà alla mensa con dei pasti disdetti. Spiegazioni e rassicurazioni, questo chiedono i genitori dei bambini che frequentano la scuola elementare di San Cipriano di Roncade dopo la scoperta di alcune larve nella pasta al ragù servita alla mensa scolastica. Ad accorgersene le maestre, che hanno immediatamente segnalato l'accaduto a ULSS e Comune. È un fatto gravissimo che ci ha visto intervenire prontamente ieri. Sono usciti i nostri uffici, è uscito il biologo incaricato da noi, il quale ha prelevato un campione e mandato al SIAN per le verifiche del caso. Oggi sono intervenuti anche i NAS, ci sono delle indagini in corso. Il Comune assicura di aver monitorato l'operato della ditta incaricata del servizio mensa con una quarantina di controlli dall'inizio dell'anno scolastico. Che derivano da segnalazioni da parte delle famiglie, da parte dei referenti mensa, ma anche dei controlli fatti a campione da parte nostra, da parte dell'assessore che settimanalmente va a controllare all'interno delle mense qual è la situazione. Questi controlli in base
base al capitolato hanno portato anche a delle penalità. Nel pomeriggio il sindaco ha convocato un tavolo urgente con i responsabili della ditta e con l'istituto comprensivo in attesa dell'esito delle analisi effettuate sui campioni prelevati. Saranno fondamentali, indipendentemente che questa tipologia di verme fosse stata già presente nell'alimento, fosse caduta non so da dove. A me non interessa, quello che mi interessa è la salute dei miei ragazzi, quindi l'azienda mi deve dare delle risposte veloci. Sul caso interviene anche la CGIL che chiede un incontro urgente con il comune e la scuola per fare chiarezza sulla situazione della mensa. Intanto emerge che lo scorso 12 febbraio, durante il pranzo, nella mensa della scuola elementare di Fagarea di San Biagio di Callalta, una bambina ha trovato in una polpetta un pezzo di plastica. Il comune si è subito mobilitato, segnalando l'accaduto alla ditta incaricata, la stessa di San Cipriano, e all'ULSS 2. Che da subito ha avviato i relativi procedimenti, incaricando anche il NAS delle opportune verifiche. Dalle risultanze dei NAS però non è emerso alcuna anomalia nei procedimenti che si verificano al centro di cottura. Siamo in attesa di ulteriori sviluppi, il nostro controllo e la nostra attenzione sono sempre massimi. Allora abbiamo Giusy in linea. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, prima ma che parlavate di questi appartamenti per questi operai, io a Roncade abitavo ai confini dell'Officina Menon e hanno costruito un condominio di 7-8 appartamenti per i suoi operai e è ormai un po' vecchiotto questo condominio, ma funziona molto bene. È lì insomma in centro, quasi a Roncade, vicino alla ULSS, e io abitavo lì anch'io gli ultimi anni, hai capito? Vi saluto. Grazie Giusy. Allora, come avete sentito, volere è potere, potere è volere, però quello che abbiamo visto, vorrei ritornare su questo piatto di pasta asciutta e cosa ne pensa il nostro Marco Pesce, ma dopo anche vorrei sentire anche il dottor Marino Parolin, visto che è anche un veterinario. Prego. È proprio la parte veterinaria che si occupa. Allora, io oltre a fare il tiramisù insegno anche scienze, igiene, ed è una cosa che dico spesso. Il nostro obiettivo è quello di evitare che capitino cose del genere. Abbiamo un sistema molto stringente. Capitano gli errori, adesso loro andranno a fondo, giustamente si vuole sapere chi è stato, cosa è successo, e quello che mi sento di dire è il metodo per evitare questi accadimenti c'è, è un sistema di controllo e autocontrollo che è efficiente a mio parere, anzi molto più efficiente di quello che c'era prima, quando io ho iniziato a fare questo lavoro all'inizio anni 90, con l'introduzione dell'HACCP, insomma ci sono stati dei bei cambiamenti. E naturalmente succede che c'è chi non si accorge, che c'è chi dice ma sì va bene lo stesso, ed è proprio quel ma sì va bene lo stesso che poi fa cadere la qualità altissima che contraddistingue il nostro lavoro, no? Quindi noi lavoriamo sempre al top, e quindi facciamo uscire la Maserati, facciamo uscire la Ferrari, poi qualcuno a un certo punto dice ma sì va bene lo stesso, e qua cade tutto quanto al palco, no? Perché adesso quella mensa lì fa cadere il livello di tutte quante quelle mense che magari lavorano bene, perché ce n'è sicuramente di aziende che lavorano bene, come dicevi tu prima, magari trattano bene l'operaio, trattano bene la materia prima, fanno un bel lavoro di squadra, di produzione, e poi basta una perché vada tutto quanto in malora. Non è giusto che un'azienda che lavora male faccia cadere i nostri valori, insomma i nostri lavori. È giusto che, come diceva il sindaco, si vada a capire cosa è successo, perché è successo, e dopo si venga fuori un responsabile e si agisca sul motivo per cui è avvenuto quell'errore là. Io lo trovo, Marco Pesce, inaudito quello che ho visto. Io lo trovo inaudito. Non ci sono scusanti rispetto a quello che abbiamo visto, e che non speriamo che questi bambini non abbiano mangiato, perché al momento, da quello che si sa, sono state le maestre che si sono accorte di questa cosa. Allora sentiamo Marino Parolin. Dottor Parolin, cosa ci dici? Io veramente, guarda, non ho parole.
Beh, io mi trattengo dal commentare, nel senso che come veterinario sono ora un veterinario di piccoli animali, proprio perché 30 anni fa ero dipendente per un breve dell'azienda pubblica e dopo una mia ispezione di notte in un noto macello ho dovuto rassegnare, o meglio, ho rassegnato le mie dimissioni per dedicarmi alla libera professione. Ma questa è stata una mia scelta che non deve essere generalizzata ad altri colleghi che conosco molto bene, sono molto ben preparati e molto coscienziosi. Allora, quello che io ho visto fa parte, penso, del gioco che dicevamo prima, nel senso che le problematiche di affidare alla grande diciamo, ristorazione ciò che prima apparteneva a una piccola ristorazione, nel senso che c'erano delle mense, per esempio, all'interno o di scuole o di ospedali, eccetera, ora questo non è più possibile per tante motivazioni. Dal primo, da della filiera di controlli estremi, che poi bisogna vedere se li fanno, perché se ci sono queste problematiche vuol dire che qualcosa, come diceva prima il Signore, giustamente si inceppa. E qua entra anche il fattore umano, di chi prende sotto gamba magari la qualità e la voglia e non si rende conto che giustamente mette a discussione anche altre ditte che lavorano magari con una certa serietà. Dall'altro lato c'è un altro problema che va rivalutato, secondo me, la formazione di chi all'interno di un'azienda della grossa ristorazione deve essere formato in maniera corretta e competente per seguire la filiera della produzione. E quindi questo dando anche una formazione sulla responsabilità di chi deve fare i controlli. Io mi ricordo quando ci formavano noi al macello di controllare la filiera, ma ci facevamo, non vi dico quante preparazioni, e sapevamo che quegli alimenti dovevano essere mangiati anche dai nostri figli. Ora mi chiedo, e ti chiedo Mirella, cosa darebbero ai figli di questi titolari di questa azienda quei pasti che abbiamo visto? Tra l'altro mi pare che in questo periodo qua larve almeno è difficile trovarne, dato anche un freddo direi anche benefico perché abbatte anche molti insetti. Sa cosa ho pensato, dottor Parolin, quando ho visto questo piatto? Che questa pasta asciutta fosse putrefatta. Ecco, la prima parola che mi è venuta in mente quando ho visto il piatto, mi è venuto in mente putrefatto. Pesce? Sì, sicuramente. Allora, dalle immagini o era nel sugo o era nella pasta. Adesso quindi non è che ci sono tante, come dici tu prima, non è che ci sono tante scuse, tante giri di parole, e capire veramente dove è stato l'errore, perché anche a me mi viene veramente da pensare, ma prima che si forma il verme, Marco. Il pomodoro rancotto, la pasta è pasta secca in confezionata, come hanno fatto a finirci là dentro? Vuol dire che veramente c'è stata una signora svista qua. E quindi giustamente, come dice Parolin, viva Dio, bisogna prendere questo personaggio. Io sfortunatamente conosco tante persone che vengono assunte nelle mense, dice ma sì dai, tanto c'è solo da mescolare, tanto c'è solo da porzionare, tanto c'è solo da mettere nei piatti, tanto c'è solo da... E questo tanto c'è solo da, ok, fa tanto a catena di montaggio e alla fine dice ma sì, tanto devo solo mettere qua e qua, devo solo prendere la pasta dal pentolone e mettere nel piatto. No, non devi solo fare quello. Sono persone che non sono state formate a tutto quanto il processo di lavorazione. Viene fuori che io scollo la pasta, tu aggiungi il pomodoro, che deve controllare che non c'è la verme dentro? Ah, io no, io scollo la pasta, io scollo il pomodoro, io impiatto. È famoso passare il cerino, che non è mai colpa di nessuno, sì, vuoi vedere che la colpa è della maestra che ha trovato questa, o del bambino che sfortunatamente magari, speriamo di no, mangia queste porcherie che arrivano. Dottor Parolin, prego.
concordo con quanto ha detto il signore. Mi permettevo anche di aggiungere, perché è tante le cose, l'argomento che tu hai toccato, e direi ti ringrazio veramente. Io dico solo che, e io lo dico da veterinario, che la salute delle persone passa attraverso la salute e la salubrità degli alimenti che mangiamo. E quanto poi di più importante nei bambini che la qualità e la filiera di questi alimenti sia la più sana possibile. Quanto diceva il Signore, gli do perfettamente ragione. Io mi ricordo in quel breve periodo, ho fatto 10 mesi di macello, mi è bastato per rassegnare poi le dimissioni. Ricordo che una delle cose più importanti che dicevo al personale: lavatevi le mani, vestitevi solo nelle stanzine apposite, in maniera che non ci sia la contaminazione degli alimenti, perché non pare, sia quasi a volte, ma non voglio generalizzare, sia ben chiaro, che sia un problema che non ti riguardi, ma riguarda gli altri. In realtà dobbiamo avere la mentalità che quei cibi, quei pasti che noi confezioniamo, possono mangiarli anche i nostri figli. E quando quella volta io ho rassegnato le dimissioni, ho detto: io non voglio che un domani mio figlio gli si dica tu sei figlio di quel veterinario là di quella volta. No, ci tenevo alla mia dignità professionale, ma anche umana. Allora andiamo a vedere anche questo video, premiazione Tiramisù Day di Marco Pesce, ma soprattutto perché tu offri anche e prepari un dolce molto delicato, qua ti voglio. Anche tu devi stare molto attento, perché abbiamo visto quante persone hanno assaggiato questo piatto, e se le cose non vanno bene sono problemi, perché poi risponde naturalmente quell'organizzatore, quello che gestisce. Ecco, perché veramente io sto parlando di un dolce molto delicato che ha bisogno di materie freschissime. Prego Marco Pesce. Assolutamente sì, qua parliamo di uovo, okay, di tuorlo, e il tiramisù ha preso piede infatti dopo che il frigorifero è entrato ufficialmente nelle case. Prima era lo sbattudin, si faceva al momento, durava al massimo, perché dura poco anche adesso, perché una volta fatta una teglia di tiramisù io vedo che in qualche ora viene fatta fuori, però si durava veramente poco. Oggi grazie al frigorifero può durare anche un giorno in più, e sicuramente noi quando lo facciamo obblighiamo i concorrenti a usare il tuorlo pastorizzato. Intanto? Ma perché come dicevi tu, noi abbiamo centinaia di dolci e la nostra giuria deve assaggiarli tutti quanti, quindi voi immaginate, basta che uno sia fatto in modo un po' anomalo così e può essere un problema. A casa uno può farselo con le uova fresche, volentieri. Diamo anche la ricetta, perché dobbiamo correre, Marco. Allora, ricetta originale: 12 tuorli, mezzo chilo di zucchero, 1 chilo di mascarpone, circa una quarantina, sessantina di savoiardi, cacao e caffè amaro, basta. Stop, chiuso. Questi sono i 6 ingredienti. 2 cose essenziali: il caffè va freddo, il savoiardo va imbibito veramente poco, 2-3 secondi, non di più. Dove? Nel caffè freddo. Caffè freddo e basta. Esatto. Non ci va il liquore. Perché? Perché il tiramisù è un dolce anche per bambini, quindi dopo possiamo tirarci fuori la storia che una volta ai bambini si dava la grappa, il vino rosso e quant'altro, però sostanzialmente non si fa. E non ci va l'albume, ok? Non ci va la panna, non ci va nient'altro. Questi qua sono gli ingredienti. Il tuorlo va montato bene con il zucchero. Il 7° ingrediente segreto è il tempo, è l'attesa. Il tiramisù va fatto riposare un po', in modo da quanto, grosso modo? Un paio d'ore, in modo da lasciare amalgamare bene i sapori di tutti quanti, in frigorifero naturalmente, e tutti quanti gli ingredienti, e farlo diventare bello cremoso. Quando tu metti il cucchiaio e non senti il savoiardo cedere, quindi senti proprio che viene profanato delicatamente, ecco, quello è il tiramisù perfetto. Non senti un crunch, e anche in bocca è bello voluttuoso, bello. Andiamo a vedere il video.
Queste due ragazze sono le vincitrici del concorso che tra un po' noi riproporremo. L'anno scorso abbiamo eletto le più belle di Treviso e come loro due, lei è... Come ti permetti? Non c'è il filtro 25 anni, no? L'hanno tolto per la contessa, comunque, vabbè, 26 quindi quest'anno. E quindi le ragazze che hanno vinto l'anno scorso ci hanno seguito in vari momenti, siamo stati a Silea, siamo stati anche durante la mostra del Radicchio qua in centro a Treviso e abbiamo portato questa storia interessante, a mio parere, in versione carina, in versione teatrata, non troppo chiacchierata, non troppo, spero, pesante anche per chi ha ascoltato, ma sicuramente una bellezza per gli occhi. Sicuramente sì, sicuramente sì. Allora, grazie. Adesso noi abbiamo la sfilata. Grazie davvero di essere stati qui con noi. La battuta è stata sul fatto che appunto una ragazza purtroppo stamattina si è svegliata con 38 di febbre e fortunatamente non c'era una parte da interpretare, ma insomma in un certo qual modo dai ce l'abbiamo fatta. La voce narrante appunto doveva essere la mia, ma Marco è stato bravissimo in questo senso, assolutamente. No, è andata benissimo. Allora, le ragazze che abbiamo visto che appunto sono state le nostre interpreti di due personaggi storici, come hai detto giustamente tu, hanno partecipato al concorso di bellezza, il primo concorso di bellezza dello scorso anno. Esatto. Quest'anno ci sarà una riedizione con, tra le altre cose, un numero più vivace di partecipanti, che si stanno preparando. Quindi noi adesso sbarazzeremo qui, sbarazziamo tutto in modo da avere... Un applauso anche a Serena. Sì, povera Stella, anche lei è rimasta da sola, malattie e altre cose. Allora, Parolin, perché ho fatto vedere anche questo video? Ecco, questi abiti, gli abiti d'epoca, le divise, quando arrivano queste macchine, guardi sempre chi scende, queste Maserati, chi scenderà da queste macchine meravigliose, da questo lusso. Prego Parolin, quanto è importante è anche la divisa, il porsi, quell'essere elegante nel lusso ma nella semplicità, prego. Hai toccato una cosa molto giusta, nella semplicità. Allora, l'appassionato di auto storiche non guarda certamente questo, ma la cosa che colpisce è che scende proprio vestito in maniera sportiva e quindi lasciando, diciamo, questo tipo di abbigliamento, presentando la moda e l'eleganza nei concorsi proprio di eleganza, tipo Villa d'Este, eccetera. E questo anche perché nella storia dell'automobilismo storico, come è il nostro club e come è le nostre manifestazioni, è importante proprio il fattore culturale, ti ripeto, e quindi viene lasciata da parte l'aspetto dell'eleganza, hai capito? Lasciandola a quelle manifestazioni in cui è richiesto anche l'abbinamento eleganza, quindi moda e eleganza dell'auto. E queste sono le due cose fondamentali. Lo vediamo anche nelle varie esposizioni di auto storiche che vediamo nelle fiere e manifestazioni. Certamente anche l'eleganza in questi casi che si accompagna qui è espressa un'altra eccellenza che è la moda italiana famosa nel mondo. Ah, non ce n'è per nessuno, è inutile. Allora andiamo a vedere anche il prossimo video, dobbiamo correre, merita, andiamo a vedere il prossimo video di Maserati. Comunque la crisi si fece sentire e la proprietà passò a De Tomaso, il quale puntò sull'uscita della Maserati Biturbo, un modello non di ottime rifiniture che ebbe alcuni problemi. In origine il motore per il mercato italiano era un 2000 derivato dal motore della Merac. Era un V6 bialbero con 3 carburatori Weber 42, ma questo aveva 3 valvole per cilindro, a differenza delle 2 sulla Merac, e 2 turbocompressori, da qui il nome del modello. È vero che la qualità dei componenti utilizzati nell'assemblaggio non era delle migliori, ma il modello piaceva per le sue linee e la sua potenza. 180 cavalli per la versione italiana. Alla fine degli anni '80, De Tomaso cede buona parte del capitale sociale di Maserati al gruppo Fiat, del quale fa anche parte la Ferrari. Le due case, che un tempo sono state rivali, ora si ritrovano sotto lo stesso tetto
e nel 1993 nasce addirittura una partnership tra il Tridente e il Cavallino rampante. Questo porta al 1998, quando viene presentata la 3200 GT, una coupé Maserati con motore Ferrari. La versione Spider segnerà il ritorno di Maserati negli Stati Uniti e sarà un successo. Nel 2002 gli USA diverranno il maggior mercato al mondo per la casa modenese. Ma nel 2004 arriva finalmente quello che gli amanti delle competizioni aspettano da anni. Viene presentata la MC12, auto progettata per partecipare al campionato FIA GT. Nasce dalla collaborazione con Ferrari e dall'ARA. L'auto è estrema, pensata per vincere. Ma c'è un problema: è stata pensata per la pista. Ma il regolamento richiedeva che ne esistessero alcuni modelli stradali, 25 prodotti nell'anno della presentazione e altri 25 prodotti l'anno successivo. Quindi 50 persone al mondo hanno avuto la fortuna di guidare su strada un'auto straordinaria, nata per vincere. Vediamola un po' più nel dettaglio. Monta sospensioni indipendenti push rod con geometria anti-dive. Le ruote hanno un monodado su cerchi da 19 pollici. Il motore è il Ferrari F140 derivato dalla Ferrari Enzo, un V12 di 65 gradi, 6 litri con una potenza di 630 cavalli. Va da 0 a 100 in 3,8 secondi e raggiunge i 330 km/h. Dopo 37 anni, la Maserati torna in pista e lo fa con un modello eccezionale. Alla gara di esordio ad Imola, praticamente una gara test, due MC12 arrivano seconda e terza, a dimostrazione della validità della neonata modenese. L'anno successivo, il 2005, su 11 gare le MC12 conquisteranno 5 vittorie e 20 podi, portando a casa la vittoria mondiale marche e piloti e 2 team equipaggiati con la Maserati al primo e al secondo posto. E questi risultati verranno replicati anche negli anni successivi. Davvero un'auto straordinaria, degna di portare il tridente. Nel 2006 nasce anche la versione MC12 Corsa, auto non destinata alla strada ma non omologata per le competizioni, paragonata alla Ferrari FXX con cui condivide anche il motore da 755 cavalli. Il resto è storia recente. Nel 2013 vengono presentate le nuove 4 porte Ghibli, auto che mantengono uno stile elegante ma sportivo allo stesso tempo, con motori V8 e V6 ricchi di cavalli. Nel 2014, per i 100 anni della casa, viene presentata al Salone di Ginevra la Maserati Alfieri, una concept car, coupé 2+2 curata dal centro stile Maserati di Torino. Oltre a presentare novità dal punto di vista stilistico, monta anche un propulsore di tutto rispetto, un V8 4007 di derivazione Ferrari che sviluppa 460 cavalli e 520 Nm di coppia, a 4750 giri. Ma le novità non finiscono qua. Nel 2016 arriva il primo SUV di produzione Maserati, si chiama Levante. E 2 anni dopo, anche questo diventa un'auto pronta per le gare. La Levante Trofeo monta un motore V8 biturbo 3008 di produzione Ferrari che eroga 580 cavalli e quasi 600 per il mercato americano, con 730 Nm di coppia. Raggiunge i 304 km/h e passa da 0 a 100 in 3,9 secondi. Non male per un SUV. E per il futuro? Maserati ha pensato alla MC20, uno coupé con motore estremo, un V6 3000 da 630 cavalli, con cui supera i 325 km/h, arrivando a 100 km/h partendo da fermo in meno di 3 secondi. Come la MC12, anche la MC20 è nata per vincere e per far sognare. Aspettiamo quindi i risultati e continuiamo ad amare questo marchio per la sua eleganza e sportività, simbolo dello stile italiano e della passione per le 4 ruote. Ecco, io vorrei dire a qualche ministro o ministra che questo è il lusso che ci fa sognare, questo è il lusso che vogliamo vedere. Ecco, forse qualcuno non ha le idee ben chiare su quello che è il vero lusso che ha fatto grande l'Italia. Dottor Parolin, come ci saluta? Siamo in chiusura, prego.
invito tutti quanti oggi pomeriggio a Volpago del Montello alle 17 alla conferenza nazionale, che ci sarà il dottor Mario Semproni dell'Abruzzo, è aperta a tutti ed è gratuita, e che il nostro club è, seguitelo, perché ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere la cultura, il territorio e le storie di questi grandi marchi e di questi grandi uomini italiani veneti, Mirella, veneti e di Volpago del Montello, che hanno dato un contributo enorme all'automobilismo nazionale noto nel mondo. Grazie al dottor, veramente grazie Marino Parolin, veterinario, ma che ha presentato questo progetto automobilistico storico di Volpago del Montello, perché qua nasce la storia di Maserati e anche di Ferrari. Grazie veramente dottor Parolin di essere stato con noi. Grazie. Marco Pesce, come ci saluti, cosa vuoi dire? Io vi aspetto invece il 5 ottobre, la data è già annunciata per il Tiramisù Day, aspetto anche tutte quante il dottor Parolin con tutte quante le sue con questa auto. Meraviglia che abbiamo visto. Esatto, molto volentieri. Ci sarà la gara del Tiramisù, avremo anche una parte dedicata alle fragilità, perché giustamente anche l'anno scorso abbiamo fatto una gara dedicata ai ragazzi fragili delle scuole alberghiere, quindi molto volentieri, e vi aspettiamo a vedere chi fa il tiramisù, a farlo, a partecipare a tutte le nostre gare e anche a mangiarlo ed allenarvi. Adesso da qui a ottobre c'è tempo, ci si può allenare a fare il dolce più buono del mondo. Allora non siate pigri, è una bella giornata, c'è di tutto e di più che vi aspetta. Ricordo anche la fiera di Godega Sant'Urbano, questa fiera millenaria. Ecco, ci sarà anche l'imprenditore Dio ti salvi Perin, ha portato delle cose meravigliose e ha fatto una mostra bellissima sulle foibe, perciò chi vuole andare a vedere, andate a vedere. Vediamo se poi nell'ultima parte riusciamo a farvi vedere anche delle immagini, delle foto, perché veramente ce la stanno mettendo tutta per farvi uscire di casa e capire cos'è il vostro territorio e la storia, le radici del quale fate parte anche voi. Grazie, pubblicità. Grazie. Altre due persone graditissime, abbiamo in presenza Claudio D'Angelo, generale dei Carabinieri in congedo, che fa il controllo di vicinato. Sentirete quante cose ci racconta il generale, anche l'attenzione che dobbiamo mettere, cosa fare e soprattutto quale paura dobbiamo avere. Saluto anche Elena Bertorelli, collegata con noi, Presidente Casa del Consumatore Veneto. Grazie Bertorelli di essere qui, però io partirei proprio... Mirella. Grazie da lei, generale. Cosa sta succedendo? Queste bande che arrivano anche armate, che mettono a fuoco e fiamme anche i paesi, un'ora e mezza se ne vanno tranquillamente. Allora, prego. La metodologia dei furti è cambiata molto negli ultimi anni. Adesso noi siamo di fronte non più, per la maggior parte dei casi, a ladri che vengono dal territorio, ma a ladri che vengono da fuori, magari hanno un appoggio sul territorio e in una notte fanno tutta una serie di case nella stessa via, in vie vicine, nello stesso paese. Questo crea ovviamente un forte senso anche di paura in quella zona, senso di paura che rimane per tempo. Teniamoci conto che noi siamo a un'ora e mezza dal confine, Trieste-Gorizia, quindi uno può partire da oltre confine, venire da noi, lavorare, tra virgolette, la notte e la mattina è già fuori dalla giurisdizione delle forze politiche italiane. Quindi è un metodo di azione che ha i suoi vantaggi per loro. Cosa possiamo e dobbiamo fare? Allora, prima di tutto, una cosa, non farsi prendere dal panico, questo comunque sempre. Bisogna aumentare la sicurezza delle nostre case. Molte cose possiamo farle anche come privati cittadini sulle nostre case. Un'altra cosa che possiamo fare come cittadini è unirci in rete. Io sono membro del Consiglio nazionale dell'Associazione Nazionale Controllo del Vicinato, è un'associazione che sviluppa questo concetto di riunire i cittadini in rete. Perché? Perché il cittadino è la miglior sentinella del territorio. Noi cittadini, sono generali che in congedo, sono appunto in congedo, quindi sono un cittadino adesso da questo punto di vista, dobbiamo aiutare le forze dell'ordine a vigilare quello che succede sul nostro territorio, le presenze strane, quella persona o la macchina che non passa, perché ho detto che vengono da fuori e vengono la notte e vanno via, sì, ma spesso trovano un basista sul posto e quella persona
il giorno prima, 2 giorni prima, 3 giorni prima, 4 giorni prima, qualche giro a controllare la casa che ha l'allarme, la casa che non ce l'ha, la casa che ha gli infissi buoni, la casa che non ce li ha. Il giro se l'è fatto. Se noi cittadini siamo quelli che possono vedere questi movimenti strani e segnalarli alle forze di polizia. Allora, Elena Bertorelli, presidente del Casa Consumatore Veneto, la paura anche di spendere, non solo la paura anche di essere in casa, perché abbiamo sentito anche le interviste che abbiamo fatto, questa paura che esiste purtroppo generale anche dentro la casa, ma la paura di spendere perché non ce la fai, tutto aumenta. Per fortuna abbiamo avuto il presidente di Contarina, Sergio Baldin, che ha detto quest'anno le tariffe non aumenteranno, è la prima volta che sento quest'anno, perché ho sentito che aumenta tutto. Com'è la situazione, Bertorelli? Prego. Innanzitutto grazie Mirella, saluto te, i telespettatori e naturalmente l'illustre ospite, il generale Claudio D'Angelo. Ricordo che anche Casa del Consumatore collabora con l'Associazione Nazionale Carabinieri e con i Carabinieri naturalmente in attività, e cerchiamo sempre di costruire una rete efficace e efficiente per cercare di prevenire e informare su quelli che sono purtroppo dei reati molto frequenti a cui stiamo assistendo in questi giorni, furti in casa, anche in presenza di persone all'interno della casa. Ne sono testimone diretta perché è successo a me, Mirella, quindi lo posso dire tranquillamente. Per quanto riguarda invece la problematica delle tariffe, è vero che non c'è questo aumento, però se ricordiamo, Mirella, che ieri è stato approvato il decreto bollette 2025, una sorta di aiuto che viene dato a molte persone con un incremento dell'ISEE. Ricordo che prima il bonus energetico veniva il bonus, quindi la possibilità di avere degli sconti da parte dei fornitori soltanto a chi aveva un ISEE di 9.500 euro, che come sai Mirella poche persone fortunatamente hanno questa ISEE molto bassa. Ieri è intervenuto il governo che ha resosi conto di quello che sarà, io purtroppo devo dire, l'innalzamento delle tariffe per quanto riguarda luce e gas, ha effettuato un grande provvedimento di 3 miliardi di euro, di cui 1 miliardo e 600 milioni saranno dati proprio alle famiglie, quindi a tutti noi, purché rispettiamo quello che è il criterio richiesto dal provvedimento, ossia avere un ISEE fino a 25.000 euro, mi raccomando. Quindi per chi ha già il bonus energetico perché ha un ISEE di 9.500, gli verrà riconosciuto in automatico questo ulteriore bonus di 200 euro mensili. Chi invece, Mirella, non ha mai fatto l'ISEE perché era fuori da quello che era il bonus energetico, era andato dalle associazioni consumatori per valutare se poteva rientrare in questo bonus, e le associazioni giustamente fino all'altro ieri dicevano guarda, il bonus è fino a 9.500 euro. Da ieri invece per avere il bonus è sufficiente avere un ISEE di 25.000 euro. Quindi dico a tutti noi e ai telespettatori che molte famiglie rientreranno in questo bonus. Come si fa ad attivarlo? Dovrebbe essere automatico, Mirella, però allora dovrebbe essere automatico, ma io dico ai cittadini e alle cittadine: attiviamoci e cerchiamo di essere certi contattando l'ARERA, che è l'autority che vigila su tutti i fornitori di luce e gas e che gestirà questo bonus, se all'interno della nostra famiglia è stato attivato il bonus, perché altrimenti lo perdiamo e non è il caso di perdere i bonus.
Molto chiara Bertorelli, e grazie per essere qui per spiegare bene anche come ci si deve comportare, perché delle volte non si sa, non riesco a farlo, a chi mi devo rivolgere, avete capito? Beh, sono bonus importanti. In generale, quello però che non riusciamo a capire è che è sempre il cittadino che si deve rimboccare le maniche. Noi paghiamo sempre più tasse, abbiamo sempre più burocrazia, però veramente dobbiamo anche capire cosa sta succedendo. Prego. Che viene fatta spesso, ma la realtà è che lo Stato non potrà mai mettere in campo un numero di carabinieri e poliziotti sufficiente a coprire ogni incrocio di strada, ogni piantonare, ogni singola casa. Non ce l'avrebbe fatta nemmeno la polizia della Germania orientale all'epoca della Stasi e della guerra fredda. E quindi le forze di polizia, i carabinieri, polizia hanno bisogno del concorso cittadini, un concorso che è un concorso soprattutto di informazioni, di notizie, perché se dobbiamo muovere al meglio le pattuglie e le forze di polizia sul territorio, dobbiamo dare alle forze di polizia le notizie su quello che sta avvenendo. Una realtà locale è che molti non denunciano, soprattutto i tentati furti, ma addirittura anche i furti, perché tanto è una perdita di tempo, tanto poi non li prendono. Attenzione, il sapere che c'è stato un tentativo o che c'è stato un furto in una zona piuttosto che in un'altra serve anche alle forze di polizia, serve al prefetto che coordina le forze di polizia sul territorio, serve alle autorità locali nella persona dei sindaci che coordinano le forze di polizia sul territorio e la polizia locale, per sapere cosa sta succedendo e poter utilizzare al meglio le risorse disponibili. Quindi non è che dobbiamo sostituirci alle forze di polizia, ma è nostro interesse di cittadino, io parlo nella duplice veste come carabiniere in congedo e come cittadino, ma è il nostro interesse di cittadino mettere le forze di polizia nelle condizioni migliori per operare, e quello che possiamo fare noi come cittadini è fargli avere le informazioni, fargli avere le notizie. Prima accennavo il discorso di fargli sapere se nella nostra via abbiamo trovato una presenza strana. Non potranno mai esserci tanti poliziotti e carabinieri da essere contemporaneamente in tutte le vie del territorio della provincia della trevigiana, ma se chi è su quella via vede una presenza strana può segnalarlo alle forze di polizia, può segnalare che è successo qualcosa. Quello può servire a orientare al meglio i servizi preventivi, può anche servire un domani per orientare al meglio l'attività investigativa. Però, generale, mi viene in mente anche una cosa. Noi siamo anche una zona turistica e perciò adesso con l'arrivo specialmente della bella stagione avremo anche tante persone che si spostano con la macchina, che vanno a visitare i paesi, che vanno a visitare le località, perché abbiamo anche i borghi più belli. Abbiamo una campagna meravigliosa, non ci manca niente. Come possiamo capire che quella macchina è una macchina sospetta? Non è cioè, specialmente, e qua generale vorrei capire come difendere le fragilità, le persone diversamente giovani, sono isolate, sono da sole, non sono in grado di gestire queste cose. Ma aggiungo, io pensavo, e forse lei si ricorderà, una volta quando c'erano queste ronde che giravano con le camionette alla sera, questi militari che dicevano, andavano a cercare questi militari che magari non erano rientrati in caserma, sì. perciò si vedeva, eppure ti dava una certa sicurezza, anche se sapevi che non guardava, ecco, veramente la tua via, però vedere girare queste camionette, lei se le ricorderà, era qualcosa che ti faceva sentire sicuro. Non è il caso magari, visto che abbiamo ancora le caserme, di riprendere, eravamo in democrazia anche all'epoca, perché io mi ricordo, anzi, anche perché la figura, la divisa è molto importante per il territorio. Io sento l'importanza della divisa, cioè riprendere anche le ronde con questi militari che sono anche preparati, perché fanno esercitazioni, sono disponibili magari anche a fare questo lavoro. Cosa ne pensa, generale? Lei ha messo 2 o 3 cose sul piatto contemporaneamente, quindi adesso mi dare un po' di tempo per affrontare le varie cose che ha detto. Prima di tutto, il controllo del vicinato è proprio anche ritrovare la solidarietà tra le persone che abitano nella stessa via, nel suo gruppo. Per gruppo, questi gruppi di controllo del vicinato devono farsi carico proprio delle persone più fragili, quelle che più difficilmente si accostano al telefonino, chiamano vicino. Quindi uno delle
degli obiettivi del controllo del vicinato è proprio creare una rete che possa anche essere di supporto, come diceva lei, alle persone fragili. Turista, persona esterna. Attenzione, il turista non si ferma nella via di un paese e comincia a guardare i campanelli delle case. Non è un comportamento da turista, ecco, o comincia a guardare dentro i giardini, ecco, non è un comportamento da turista. Il comportamento da turista è il comportamento della persona che cerca di capire qual è la casa migliore da svaligiare o non svaligiare. Sono comportamenti abbastanza diversi, quindi il dubbio non me lo porrei, ma attenzione, è comunque preferibile una notizia in più che una notizia in meno. Leone da Trebasele, che poi continuiamo, vai Leone. Poi devo riprendere il Ciao, grazie, saluto i tuoi occhi. Allora, in questo paese ci sono solo i ladri, ci sono anche i ladri di casa. Allora io adesso sto assistendo, sono 3 settimane in una trasmissione che vedo una donna con 5 figli, dei quali uno disabile, che gli è stato affidata una casa, non ha fatto in tempo a muoversi dentro che gliel'hanno occupata. Adesso questo governo ha fatto un decreto che chiunque prende la casa a persone fragili commette reato. Allora sono 3 settimane che vedo questa situazione di una donna che ha 5 figli, dei quali uno disabile, che gli è stata occupata la casa e non sta succedendo niente. Allora in questo paese abbiamo le forze dell'ordine o le forze del disordine? Ciao Mirella, grazie. Grazie Leone, allora devo dare la parola a Elena Bertorelli, poi torniamo col generale per le ronde. Vada Elena, prego. Assolutamente, il signor Leone ha un po' messo il coltello nella piaga, perché effettivamente oltre ai furti e alle rapine, i furti con destrezza, si svaligiano le case, abbiamo anche i furti proprio delle case, cioè le occupazioni illecite di abitazioni. È un fenomeno che comincia ad affacciarsi anche al nord Italia, da sempre presente al sud, perché ne abbiamo sempre sentito parlare anche i telegiornali. Comincia anche purtroppo a presentarsi qui. Speriamo che adesso con il decreto che è stato approvato, che rende, prima non era reato, cioè una persona esce per andare a farsi la spesa o per andare dal medico o per andare in vacanza un weekend, torna a casa e si trova la casa occupata. Fino a ieri non era reato, da oggi è reato. Speriamo quindi che le forze dell'ordine si attivino per aiutare quelle famiglie che si trovano la propria casa occupata in maniera totalmente illecita a riprendersela in maniera totalmente lecita. Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo chiedere al generale, io nel 2023 ho avuto una truffa, che ho comprato della legna, avevo ordinato una certa quantità, però mi è stata portata meno di metà. Allora io ho pagato e praticamente dopo ho fatto la denuncia. E ho riconosciuto il personaggio che le ho dato i soldi, però il giudice dopo un periodo di tempo mi ha mandato una comunicazione che se volevo continuare dovevo trovarmi un avvocato e questo personaggio che ho riconosciuto si riferiva al numero di telefono che avevo io. Allora, siamo anche demoralizzati perché se facciamo la denuncia però non veniamo a capo di niente. Grazie Nadia, devo correre perché ho pochissimo tempo, ma sei stata molto chiara, generale. Le cose sono tante che mi avete chiesto, che mi avete parlato. Le inviteremo ancora, generale. Va bene, io cercherò di rispondere, se mi dà il tempo rispondo. Ronde. Allora, i militari sono già impegnati nelle operazioni strade sicure. La prefettura ha un contingente di militari e stabilisce il modo migliore di impegnarli. Normalmente vengono impegnati per
presidiare obiettivi sensibili, stazioni ferroviarie eccetera, in modo da liberare le forze di polizia per altri servizi di pattuglia dove si ritiene che le forze di polizia che sono addestrate per quello scopo siano più adatte. Quindi l'impiego dell'esercito c'è già e c'è ormai da 20 anni. Occupazione di case è sempre stato reato. Quello che cambia, quello che sono stato cambiato sono le procedure. Mentre la precedente procedura obbligava le forze di polizia a riferire al magistrato che poi decideva le modalità con cui intervenire, faceva la comparazione tra le esigenze, perché quasi sempre è stata non di case di proprietà ma di case popolari eccetera eccetera, quindi faceva la comparazione delle esigenze eccetera, quindi i tempi diventavano estremamente lunghi. Adesso è stato dato un potere più diretto di intervento. Torniamo al discorso, io non so se le forze di polizia sono state avvisate e in che termini. Truffe da sempre, da quando ho studiato diritto penale io 40 anni fa, sono un reato perseguibile a querela di parte. C'è un reato che viene perseguito solo se il cittadino colpito chiede la punizione del reo. E quindi, attenzione, questo non vuole assolutamente dire che uno debba per forza avere l'avvocato, perché non è obbligatorio avere l'avvocato, ma deve essere lui che presenta la richiesta che la persona denunci il fatto e chiede esplicitamente che la persona venga perseguita e poi gli verrà chiesto se vorrà partecipare al processo. Se vuole i danni deve partecipare al processo e quindi ha bisogno dell'avvocato, se no è difficile poi chiedere i danni. Lorenza da Mestre, poi continuiamo, vai Lorenza. Buongiorno Mirella e anche al generale. Senta, volevo esporre un quesito. Allora, sul discorso sicurezza, purtroppo Mestre la vediamo spesso volentieri, chiaramente attraverso i programmi che vengono svolti in televisione. Mi chiedevo chiaramente da parte del generale eccetera, lui sta parlando di utilizzare i militari nelle caserme. Io sto in una zona che purtroppo è circondata da via Cappuccina, da Corso del Popolo, poi c'è il punto di riferimento in Andrea Costa dove abito io e francamente noi abitanti siamo abbastanza abbattuti, anche perché alla sera escono, come dicono a Roma, come bagarozzi e fanno quello che fanno, urla, schiamazzi. Io non sto, più di qualche volta io ho segnalato alle forze dell'ordine anche l'estate scorsa, poi non ne parliamo d'estate, che è un macello. Io mi domando, e ci siamo domandati, dove stanno i militari che fanno di appartenenza chiaramente dell'esercito. Lorenza, devo chiudere, ma sei stata chiara, se no non ce la faccio, siete arrivati troppo tardi. Generale, vediamo se riusciamo a rispondere. Ho problemi di udito, non ho sentito. Allora, Lorenza dice che abita a Mestre, in una zona anche molto pericolosa, molto particolare, che lei ha fatto anche segnalazione alle forze dell'ordine, ma non vede nessuno. Questo è il succo del discorso. Purtroppo, allora cosa si fa? Mestre è sicuramente una città difficile, molto difficile. Non voglio qui né dare la colpa ai colleghi che la presidiano né difenderli a tutti i costi. E sicuramente in una città come Mestre le esigenze, le situazioni di pericolo, di rischio sono tantissime. Le forze, come dicevo prima, delle forze dell'ordine sono sempre una realtà limitata. Noi per anni, do solo un dato di cui sono sicuro, nei primi anni 2000 l'arma dei carabinieri era 120.000 uomini per tutta Italia. L'anno scorso, 2 anni fa, dopo l'unione col Corpo Forestale dello Stato, quindi assumendo anche i compiti e presidi del Corpo Forestale dello Stato, eravamo 105.000. Perciò capite. Questo vuol dire che rispetto a 20 anni fa abbiamo risparmiato molti stipendi, a proposito di tasse e spesa pubblica, ma ovviamente abbiamo dato un taglio severo alle forze di polizia, perché io so i dati dei carabinieri, ma per polizia, guardia di finanza
è lo stesso, abbiamo dato un taglio enorme, è stato scelto di dare un taglio enorme alle forze di polizia sul territorio. Stiamo parlando di 20 anni, non di un governo. Il controllo del vicinato del quale si occupa lei, dove si trova e come si fa? Ecco. Il controllo del vicinato è sostanzialmente un gruppo di cittadini che vive nella sua zona, è, se vogliamo, il ripristinare quello che era la solidarietà tra vicini di 50-60 anni fa. Il gruppo di vicini che si ritrova, si scambia le notizie, perché è importante non solo avvisare le forze di polizia delle cose che succedono nel territorio, ma anche avvisare i vicini, perché molto spesso una persona vede, l'altro no, ma magari fare sapere anche agli altri che ci sono stati movimenti strani sul territorio aiuta tutto il vicinato. Allora Elena Bertorelli, ormai siamo in chiusura, dammi un occhio T, dicevamo così una volta, ecco il cortile, c'era il cortile, dammi un occhio T che mi assento, perfetto, l'occhio che vede, prego Elena Bertorelli. Sì. Allora io vi invito di nuovo tutti i cari telespettatori di recarsi presso l'INPS o presso i CAF per effettuare l'ISEE e per poter accedere a questo bonus di 200 euro che è stato approvato ieri. Ricordo per chi è l'ISEE entro i 25.000 euro, quindi molte famiglie, ma bisogna che andiate a farvi l'ISEE che è gratuita. Esatto. Quindi mi raccomando, cari telespettatori, approfittiamo di questo bonus. Che è molto importante, visto anche per i banchi alimentari è aumentato da 9.400 euro, siamo passati a 10.100 euro, perciò vuol dire che c'è questa pressione su questa povertà che fa veramente paura, perché sono le nostre famiglie. Prima abbiamo sentito famiglie e persone che lavorano, che alla sera dormono nelle strade in generale, ecco, l'abbiamo sentita prima dalla Sant'Egidio, ma da altre realtà che abbiamo avuto ospiti, perciò questo fa molto pensare il problema della casa e della sicurezza, perché vedere queste persone che dormono sulle strade o nei parcheggi, anche questa è mancanza di sicurezza, e magari una persona che lavora e non ha più la casa, come è stato detto. Generale, come ci saluta, cosa vuole dire? Niente, l'incitamento è quello che dicevo prima, fare rete, fare gruppo, fare rete nel proprio vicinato, si aumenta la propria sicurezza, si aumenta anche la propria tranquillità, perché la sicurezza è data proprio, più che altro, proprio l'utilità di essere tranquilli, sapere che i nostri vicini ci possono aiutare, sapere che noi possiamo aiutare i nostri vicini, perché ovviamente la cosa può essere solo reciproca. Avere fiducia nelle forze di polizia e passargli le notizie, denunciare quello che avviene sul territorio, perché così li aiutiamo a operare al meglio, perché se oltre ai problemi di organico e di mancanza di personale che già ci sono, gli diamo pure il problema che non li aiutiamo noi con quello che noi sappiamo del territorio, non facciamo altro che peggiorare. Però lei, generale, mi ha detto una cosa importante: queste persone sanno benissimo che se colpiscono la persona è diversa, di non colpire la casa. Prego. Esatto, ecco, queste persone sono professionisti, forse è un bene, quindi conoscono la legge italiana. Velocissimo. Loro sanno che se dalla violenza alle cose passano alla violenza alle persone, la risposta della legge italiana cambia completamente, e anche la risposta delle forze di polizia. Quindi hanno tutto l'interesse a non far male, a non aggredire le persone in casa. Grazie, grazie generale, non ce la faccio più, ma la inviterò ancora. Grazie a Claudio D'Angelo, generale consigliere in congedo naturalmente, Elena Bertorelli, presidente Casa del Consumatore Veneto, che ha dato una notizia importante. Grazie, adesso chiudiamo con una bella musica. Grazie, a lunedì. Grazie Mirella. È la mazurka del gratta e vinci, ma gratta gratta non vinco mai, però ci provo sperando ancora che una grattata risolva i guai. È la mazurka del gratta e vinci, ma stringi stringi mi accorgo che son più i soldi che ormai ci perdo, perché il governo li gratta a me. E gratta, 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 e gratta, 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 chi vive sperando muore cantando. E gratta, 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 e gratta, 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 quel mezzo miliardo che gola mi fa. E gratta, 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 e gratta, 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 per fare il gran colpo ci vuole un bel fondo. E gratta, 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 e gratta, 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 quel re di denari sognare mi fa.
la mazurka del gratta e vinci, ma stringi stringi mi accorgo che son più soldi che ormai ci perdo perché il governo li gratta a me. Ma stamattina seduto in quel bar faccio la mia grattatina ed eccolo qua. Re di denari, ma quanto mi piaci, mezzo miliardo, son pazzo di te. Ma la sveglietta suona alle 6, era solamente un sogno e niente più. Seduto in quel bar faccio la mia grattatina ed eccolo qua. Re di denari, ma quanto mi piaci, mezzo miliardo, son pazzo di te. Ma la sveglietta suona alle 6, era solamente un sogno, povero me. E gratta, 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 gratta